Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, lunedì 5 di agosto. La giornata la trascorreremo in compagnia di Barbara Odorico di Forza Italia, che sarà con noi nella fascia oraria tra le 8 e le 9, e Giovanni Barbo, consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, nostro ospite tra le 9 e le 10. Sguardo al meteo: l'avvicinamento dell'anticiclone subtropicale determinerà l'afflusso di correnti nord-occidentali in quota prevalentemente secche che favoriranno stabilità atmosferica sulla regione. Per oggi di primo mattino residua nuvolosità, in seguito cielo variabile sulla zona montana e sulla pianura, in prevalenza poco nuvoloso verso la costa. Nel pomeriggio sulla zona montana possibile qualche breve localizzato rovescio, sulla costa al mattino soffierà Borino, che poi virerà in brezza. Temperature minime 22-25 gradi, massime 28-31 gradi centigradi. Per domani, martedì 6 agosto, cielo variabile sulla zona montana, su pianure e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma con anche momenti di ampie schiarite. Soffierà Bora moderata al mattino, brezza poi nel pomeriggio. Temperature previste per domani fra i 22 e i 25 gradi le minime, 29 e 31 gradi le temperature massime. Sguardo al Corriere della Sera: nella prima pagina spazio ai giochi olimpici, l'oro delle ragazze, l'orgoglio di Jacobs, c'è anche Paltrinieri in copertina. Le medaglie e anche i risultati di ieri. Le medaglie intanto sono per Errani e Paolini, regine del tennis. Il velocista invece Jacobs è quinto nei 100 metri, 2 argenti poi. Qui c'è proprio Gregorio Paltrinieri nei 1500 per il nuoto, ha preso la medaglia d'argento. Approfondiremo dopo la questione delle Olimpiadi anche con le notizie che troveremo all'interno delle pagine del Piccolo. Il titolo in primo piano è l'allarme degli 007, attacco vicino, l'ansia di Israele, l'Iran è pronto, Netanyahu dice reagiremo subito, Tajani convoca i ministri del G7, nuovi appelli, via dal Libano, Harris alla prova, scrive Federico Rampini, 3 sorelle e una diaspora, dialogo su Gaza, dialogo storico che continua a registrare sempre momenti di tensione. Germania inceppata, riporta Paolo Valentino, Mattarella, l'Italicus, strage neofascista, 50 anni dopo, 50 anni infatti, 50 anni fa la bomba sul treno. Mattarella dice parte significativa della stagione stragista dell'estrema destra, e per Bologna e bufera su Mollicone di Fratelli d'Italia. Nel taglio alto il figlio di Haftar e il giallo dei controlli a Napoli con il nome falso, e poi pugilato e donne, la X dei cromosomi, altro caso nella box. Le imprese ed emozioni per le Olimpiadi, quelle magie sempre nuove nella domenica da ricordare. Jacobs in finale, Tamberi in ospedale, tenniste d'oro, fiorettisti d'argento, Paltrinieri nella storia del nuoto. Le magie non si ripetono mai 2 volte, gli astri non si riallineano nella stessa posizione a distanza di 3 anni e il cielo di Parigi non è quello di Tokyo. Un capolavoro e poi il pianto. Super Djokovic, il più forte, a 37 anni, capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è terminato, la nave ha superato ogni ostacolo, l'ambito premio è conquistato. Ieri contro Alcaraz nella finale del singolare di tennis ha vinto Novak Djokovic, 37 anni, gli mancava nel palmarès proprio la vittoria alle Olimpiadi, l'ha ottenuta, e quindi Djokovic si conferma campione per quanto riguarda il tennis su un po' tutte le superfici. Greg sul podio e nella storia il più medagliato del nuoto, Gregorio Paltrinieri, che ha ottenuto l'argento. Tamberi, paura per una colica, non me lo meritavo, dice lo stesso, che si trova fermo a letto in ospedale e che è indiziato per dover saltare la sua gara. Cambiamo decisamente argomento. Nella notizia a piedi pagina per il Corriere della Sera: il padre di Turetta, giusto aiutarlo, dice Cecchettin, va capito per le frasi, in carcere con il figlio assassino, vive una cosa indicibile, ha detto Gino Cecchettin, il padre di Giulia, che non giustifica ma capisce
il papà di Filippo Turetta. Il mio incubo con lo stalker condannato è recidivo, regole e consigli, affitti brevi, che cosa cambia? Gli altri due articoli cui titoli vengono menzionati nella prima pagina del Corriere e che quindi si troveranno poi all'interno del quotidiano. Passiamo al piccolo, anche in questo caso la foto è dedicata a loro nel tennis del doppio femminile. Jasmine e Sara fanno la storia, domenica di emozioni a Parigi, arriva l'oro, mai vinto nel tennis, si celebra Novak Djokovic che batte Alcaraz e corona una carriera stellare. Qui le tenniste italiane Jasmine Paolini e Sara Errani che esultano per l'oro nel torneo di doppio. Per le Errani poi è in qualche modo una riconquista di un prestigioso premio dopo che aveva vinto diversi anni fa, non alle Olimpiadi ma in un'altra manifestazione, l'oro nel doppio, o meglio il primato nel doppio con la Roberta Vinci proprio nel tennis femminile a doppio. Jacobs quinto nei 100 metri, calcolo renale, Tamberi invece è a letto, poi splendido Greg, si parla di Gregorio Paltrinieri, argento nei 1500, secondi anche i fiorettisti con una medaglia d'argento. Cambiamo argomento, stipendi bassi in regione, l'apertura del piccolo odierno con una laurea la paga sale oltre il 45%, anche se nella classe dirigente resistono ben pagate figure con il diploma superiore. Insieme al Veneto, il Friuli Venezia Giulia resta in fondo alla classifica delle retribuzioni di tutto il settentrione. Nell'inserto economico di oggi, numero di turisti e capacità di spesa, il nord-est fanalino di coda, mare, montagna, laghi, colline, città d'arte con oltre 83 milioni di presenze, il turismo è tra le prime industrie del paese. Troppi arrivi creano danni ai territori, il commento di Stefano Micelli. Qualche settimana fa un lungo articolo del Wall Street Journal rilanciava l'idea del turismo attrazione americana. Il Prosecco a caccia di 5.000 vendemmiatori, contrastare in particolare gli abusi. Riportano nell'articolo. Israele, massima allerta per l'attacco dell'Iran, Netanyahu riunisce i vertici di servizi segreti ed esercito, Tajani agli italiani, via dal Libano. Ci sono due alpine friulane in una zona a rischio, a pagina 6 c'è un po' la loro situazione proprio in Libano. Muggia è tornata alla normalità dopo le violenze, ci stanno facendo ormai l'abitudine i muggesani, con quei bro e quei fra che nella parlata dei ragazzini hanno spazzato via il muli, ma almeno l'ondata di violenza che fino a pochi giorni fa l'accompagnava si è arrestata, per il momento almeno, scrive Giampaolo Sarti a pagina 20. Esplosivo per demolire la ciminiera dell'ex inceneritore, verrà demolita a breve, qui la foto del manufatto in oggetto, impianti sportivi, l'elenco degli interventi con il project financing. A pagina 17 Laura Tonoro ci spiega meglio la mappa degli impianti sportivi a Trieste che sono aiutati dallo strumento del project financing in questo connubio pubblico-privato per la realizzazione o la manutenzione di impianti a Trieste. Io sono Mary, madre di spettri, agosto d'autore, scrive Matteo Struccol, alla pagina dedicata alla cultura, pagina 24 per l'esattezza. Ci arriveremo sfogliando il piccolo. Partiamo da pagina 2 con il report degli stipendi. In Veneto e Friuli Venezia Giulia i più bassi di tutto il nord, i salari medi superano i 30.000 euro, stiamo parlando di cifre lorde annue. Le due regioni settima e ottava, alcuni dirigenti al vertice senza titoli di studio specifici. In questo schema gli stipendi medi con la retribuzione globale annua media per inquadramento e titolo di studio per chi è alla scuola dell'obbligo come titolo di studio. Gli operai sono attorno ai 26.300 euro, gli impiegati 31.700, i quadri come inquadramento, come detto, all'interno di un'azienda o una qualunque realtà hanno un salario medio di 55.000
euro, per i dirigenti 110.136 euro. Cambia con la qualifica di una scuola professionale, non cambia molto, i dirigenti dai 110 della scuola dell'obbligo ai 119, i quadri dai 55 ai 57, gli impiegati dai 31 ai 32.000 e gli operai restano attorno ai 26.000 euro. Con il diploma di scuola secondaria superiore 110.000 per i dirigenti, 58.000 per i quadri, 32.000 per gli impiegati, restano 26.000 per gli operai. Scende poi a 24.790 con la laurea triennale, a 27.520 con un master di primo livello, 26.000 con la laurea magistrale e 26.000 sempre per un master di secondo livello nella categoria degli operai. Il differenziale maggiore ce l'hanno gli impiegati e i quadri, che dai 31.000 dalla scuola dell'obbligo passano ai 37.000 per chi dovesse aver conseguito un master di secondo livello o 35.000 per chi invece lo ha conseguito di primo livello o una laurea magistrale. Sta di fatto che comunque al netto delle medie su inquadramento e titolo di studio, Friuli, Venezia Giulia e Veneto restano le regioni del nord con gli stipendi più bassi in Italia. Cala la retribuzione degli operai nel nord-est, i meglio pagati sono i manager che restano sul podio un po' in tutte le regioni con una cifra fondamentalmente simile tra regione e l'altra. Scarso aumento delle buste paga, come detto in Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Il report dell'osservatorio Job Pricing indica anche che nel 2023 la Lombardia risulta la regione con gli stipendi più alti del nord, spinta dalle retribuzioni medie milanesi, con 33.055 euro, mentre il Lazio svetta tra le regioni del centro con 31.945, incide ovviamente la città di Roma. L'Abruzzo nel sud e isole con una RAL, retribuzione annua lorda, di 28.340. Basilicata, Calabria e Molise sono le ultime in classifica a livello nazionale, dove vengono registrati i salari medi inferiori a 28.000 euro. Nel confronto con il 2022 spiccano i tassi positivi di Molise, 3,7%, la Puglia, 3,2% e la Sardegna 3,1%, Veneto più 1,4% e Friuli Venezia Giulia più 1,1%, crescono invece molto poco. Valle d'Aosta e Emilia Romagna si collocano a metà della virtuale graduatoria, a fare peggio soltanto il Lazio, la Liguria e l'Abruzzo, unica regione con il segno meno. Oggi con una laurea la paga sale del 45,5%, i rettori va ridotto il gap con l'estero, i direttori degli atenei dicono bene il riconoscimento del valore dello studio. Pinton, ascensore sociale, di Lenarda parla di libertà, la libertà di scegliere, ha detto il rettore dell'Università di Trieste. La disparità salariale è di genere, il divario maggiore per le impiegate, c'è ancora una differenza tra salario guadagnato dagli uomini e dalle donne, in particolare per quanto riguarda il settore degli impiegati e i ruoli amministrativi. L'università pesa a seconda del ruolo e quindi ai livelli di istruzione, finanza al top, l'agricoltura invece è ultima nel ranking dei settori. I servizi finanziari sono il settore che paga di più con una RAL di 45.906 euro. Al contrario, l'agricoltura rappresenta il settore che dà una retribuzione più bassa con 25.198 euro rispetto alla media nazionale di 30.838. Oltre ai servizi finanziari troviamo al di sopra della media i servizi di pubblica utilità, l'industria di processo, il manifatturiero, mentre al di sotto della media, assieme all'agricoltura, ci sono i servizi, il commercio e le costruzioni. Nello specifico delle retribuzioni che considerano anche la componente variabile, il differenziale maggiore, circa 2.500 euro, riguarda proprio i servizi finanziari, dove la media sale a 48.414 euro. Il settore, oltre ad avere la più alta percentuale di dirigenti, è anche quello che li retribuisce di più, 112.852 euro di RAL, 127.093 di RGA per il settore della finanza. Cambiamo argomento, Medio Oriente, l'attacco a ore, massima allerta per Israele e Stati Uniti davanti all'Iran. Netanyahu riunisce i vertici dei servizi segreti e le dell'esercito, ancora dubbi su tempi e obiettivi dell'offensiva dei Pasdaran. In visita dello Stato ebraico
ma anche nei paesi del Golfo Kurilla il generale americano. Ieri il ministro degli esteri giordano Safadi ha incontrato l'omologo iraniano. Per il Wall Street Journal la teocrazia avrebbe spinto gli appelli al dialogo. Angoscia e rabbia a Tel Aviv, la città semideserta è sospesa, c'è chi si trasferisce vicino ai rifugi nel caso di scoppio di un conflitto diretto e chi prova a non pensare al peggio, ma la tensione in quei luoghi è palpabile. Lasciate il Libano, l'appello del ministro Tajani ai 3.000 connazionali per il rischio escalation per i civili, ma anche 2 navi della Marina, l'UNFIL resta, serve un maggior livello di attenzione, ma le cose non sono cambiate. Putin aiuta Teheran, inviati altri missili russi e massicci equipaggiamenti militari e i temuti missili Iskander. L'Iran si sta preparando all'attacco contro Israele, beneficiando anche dell'aiuto di Mosca. Putin finora aveva mantenuto una posizione militarmente marginale rispetto al fronte medio orientale, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. All'aeroporto di Teheran avrebbero cominciato ad atterrare aerei pieni di armi russe e il dato, se fosse confermato nei prossimi giorni, segna un'importante novità e registra un salto di qualità nell'alleanza tra Mosca e Teheran. Alpine friulane in Libano per la pace in missione, Miola e Di Lenardo danno assistenza a donne e bambini. Le 2 alpiniste friulane in questa foto in un collegamento videochiamata, a sinistra il primo graduato Elena Miola, accanto a lei il maggiore Giada Di Lenardo, che si trovano in missione in Libano. L'appello del ministro è quello di rientrare qui nell'articolo il loro operato e la loro missione. Zelensky mostra i primi F-16 statunitensi, ma ancora non sono sufficienti. Il conflitto in Russia, in questo caso l'Ucraina ha ricevuto i suoi primi aerei da caccia F-16 occidentali attesi da più di 2 anni, lo ha annunciato il presidente Zelensky mostrandogli alla stampa, sottolineando nello stesso tempo che il loro numero è ancora insufficiente. Andiamo alle altre notizie. Su Bologna, sentenze dogma, bufera sulle tesi di Mollicone, il deputato di Fratelli d'Italia attacca le verità processuali. Dalla magistratura un teorema per colpire la destra, afferma il parlamentare. Ira delle opposizioni che chiedono le sue dimissioni. Meloni prenda le distanze. Chiederò a Nordio di lavorare sulle mie denunce, annuncia l'esponente di Fratelli d'Italia. Qui in foto Paolo Bellini, che è stato condannato per la strage di Bologna. Chi è? L'ex Missino al lavoro per la nuova commissione stragi, romano, 53 anni. Federico Mollicone è tra i fondatori di Fratelli d'Italia, il partito per il quale è stato eletto alla Camera per la prima volta nel 2018 e poi nel 2022. Fino al 1995 ha militato nell'MSI, poi in Alleanza Nazionale fino al 2009 e nel Popolo della Libertà fino al 2012, quando con Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto ha contribuito a fondare il partito della destra, oggi di maggioranza relativa al governo. Mattarella ricorda l'Italicus, fu di matrice neofascista, la commemorazione a 50 anni dall'attentato. Il capo dello Stato ricorda la catena sanguinosa della stagione stragista dell'estrema destra italiana, come stabilito dalla Cassazione. Accanto leggiamo un pass sul presidente Rai verso il rinvio sulle nomine. Resta il nodo della riforma della governance, tempi strettissimi per trovare l'intesa. Nel centrodestra manca il via libera definitivo, tramonta ora l'ipotesi di un presidente di garanzia. Il dramma dei femminicidi, il dialogo dei Turetta non andava diffuso. Non giudico il padre, soffro solo per Giulia. Gino Cecchettin dice: un ragazzo ci ha scritto dicendo di avere capito di avere alcuni problemi da curare. Questo è il nostro primo risultato. Elena dice: per porre fine alla violenza di genere servono finanziamenti ai centri e ai sussidi. La sorella di Giulia, che ha parlato anche delle modalità di prevenzione e di aiuto nei confronti di chi manifesta le prime avvisaglie. Vendemmia, caccia a 5.000 stagionali, il sindacato, contrastare gli abusi, le aziende vitivinicole stentano a reclutare tutta la manodopera occorrente,
Mattei della Fly CGL, tante le violazioni nel mercato delle bollicine a nord-est. La vendemmia sarà di buona qualità ma occorrono vendemmiatori. Tanti stagionali, almeno 5.000 nella sola provincia di Treviso, a cui vengono proposti contratti da un paio di giorni a un mese, la paga è tra i 10 e i 16 euro all'ora e così succedono gli annunci sul web, quotidiani e social, il passaparola, i manifestini sulle bacheche pubbliche, anche dei municipi, il tramite delle agenzie interinali. Insomma, si prova in tutti i modi. Le aziende vitivinicole più importanti includono nel contratto anche vitto e alloggio a tempo determinato. E resta quindi il problema adesso di trovare i vendemmiatori. Ci spostiamo noi al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per il quadro di questa mattinata rispetto a segnalazioni e viabilità. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque i miei colleghi smontanti mi hanno detto tutto sommato hanno usato nella norma, non è successo nulla di particolare. Dalla giornata di oggi cose che riguardano la viabilità su Trieste non ve ne sono, l'unica cosa che dovrei segnalarvi non riguarda il comune di Trieste, ma comunque lo segnalo. Faranno dei lavori, perciò dalle 23 di oggi, lunedì 5, fino alle 5 di mattina di domani, martedì, viene sospesa la circolazione stradale sul raccordo stradale area 13, che praticamente è la continuazione della strada 202, la strada che porta o che fa arrivare dall'autostrada nell'abitato di Prosecco a Sgonico, perché devono fare lavori su un cavalcavia soprastante. Per il resto altre cose, le ripeto, che riguardano manifestazioni o viabilità ordinarie su Trieste, proprio oggi nulla da segnalare. Bene, grazie l'ispettore capo della Polizia Locale Leonardi, una buona giornata e un buon lavoro. Niente, salve, buona giornata a voi. Grazie, proseguiamo. Già 60 cause, 110 diffide, Proseccar, prove di intesa, Prosecco, tutela del marchio e disciplinare. Che il Prosecco sia un nome di successo lo testimoniano i tentativi di imitazione, il Prosec è il più palese e di contraffazione. Ecco perché è vasta l'attività di tutela dei tre consorzi DOC, DOCG e Asolo, che condividono spesso le azioni legali. Le tre denominazioni hanno contestato circa 60 marchi in vari paesi, fra i quali Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Turchia, Venezuela, Svizzera di nuovo, Repubblica Ceca, Polonia, Austria e Messico. Sino a fine luglio le attività volte alla contestazione delle registrazioni di marchi contenenti la denominazione che la evocano o la imitano contano 31 azioni di contrasto. La Svizzera 2 volte, probabilmente è un refuso, oppure ci sono 2 marchi diversi nello stesso paese. Cenare sospesi nel cielo, sopra Ragusa, aperto il ristorante Dinner in the Sky, nella zona di Babincook, offre una vista mozzafiato, si mangia a 50 metri da terra su una piattaforma appesa a una gru, probabilmente non adatta a chi soffre di vertigini. Budapest e Zagabria ai ferri corti dopo lo stop al petrolio russo. L'Unione Europea spinge sull'alternativa dell'oleodotto adriatico, ma per l'Ungheria la Croazia non è un paese di transito affidabile. Questo è il virgolettato. In foto il ministro Zijarto e nella foto invece in alto gli impianti di osimali che riforniscono proprio il paese. Nervi a fior di pelle, leggiamo, accuse e controaccuse, rapporti sempre più deteriorati e lo stato pessimo delle relazioni tra 2 paesi chiave nei Balcani e nell'Europa centro-orientale, Ungheria sostenuta dalla Slovacchia e Croazia ai ferri corti a causa di una delle tante mini crisi indirettamente provocate dalla guerra in Ucraina, crisi deflagrata dopo lo stop a una parte delle forniture di petrolio dall'Ucraina via gasdotto Druzhba, che portava in Ungheria ma anche in Slovacchia greggio del colosso russo Lukoil, anche se altri fornitori distribuiscono petrolio regolarmente ai 2 paesi dell'Unione Europea. È stato proprio il recente stop al greggio Lukoil, denunciato dall'Ungheria, la miccia della nuova crisi con Budapest e Bratislava, che hanno annunciato nelle scorse settimane consultazioni con l'Unione Europea contro l'Ucraina, parlando di mossa inaccettabile e incomprensibile da parte di Kiev, che metterebbe a rischio la sicurezza energetica di Ungheria e Slovacchia. A Belgrado l'operazione Tempesta fu genocidio, il ricordo
dopo 29 anni. Pianeta e scienza, sistema sanitario e trend demografici, serve prevenzione per la sostenibilità. L'opinione di Luigi Fontana, esperto mondiale di longevità, si passi dalla malattia cronica alla salute cronica. Uno studio da lui condotto a Sydney ha dimostrato che il monitoraggio riduce del 51% le ospedalizzazioni. Leggiamo poi negli articoli di Corredo Sara Murciano, premiata dall'INAF, ex dottoranda Sissa con il riconoscimento Fubini. Ha vinto infatti il premio Sergio Fubini, assegnato dall'INAF alla miglior tesi di dottorato in fisica teorica. La sua tesi esplora gli effetti delle simmetrie sui sistemi quantistici a molti corpi. Marciano ora ha intrapreso un post-dottorato alla Caltech. Realtà virtuale per la sicurezza, piattaforma per la formazione in ambito marino, si chiama Hi4Training ed è una piattaforma che permetterà di formare gli addetti alla sicurezza in ambito marino creando un ambiente realistico e interattivo. Il progetto di ricerca nasce dalla sinergia tra due aziende triestine, Engis e MES, con la Sissa, l'Università di Udine e Mare FVG. Nuove misurazioni sismologiche, conclusa la campagna OGS GPS 2024, effettuata dal Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS. Per la prima volta le indagini hanno previsto, accanto alla misurazione geodetiche, anche misure gravimetriche nel settore sud-orientale delle Alpi, quello considerato il più attivo. Personaggio raccontato da Mary Barbara Tolusso, la lunga carriera di Fabio tra astronomia e informatica in questo articolo. Ancora, scienza in pillole, riparazione del DNA, scoperto dopo oltre 20 anni di ricerche il meccanismo con cui le cellule riescono a identificare e riparare danni al DNA causati da UV, fumo, alcol e inquinamento. Un gruppo di ricerca cinese e saudita ha scoperto come estrarre fino a 3 litri d'acqua al giorno dall'aria del deserto usando solo energia solare. E poi la stretta sui deepfake. Google ha annunciato che filtrerà i risultati riducendo la possibilità che i deepfake vengano visualizzati da più persone sul web e ne cambierà la classificazione. Questo riguarda il settore dell'informazione. Persino troppo sport può fare del male e da praticare con moderazione, dice Mauro Giacca, professore di medicina a Trieste e Londra. L'attività fisica in generale migliora l'uso dell'ossigeno, abbassa trigliceridi e colesterolo, fa scendere la pressione. In uno studio si è visto che la corsa veloce oltre le 2,5 ore a settimana faceva perdere i benefici cardiovascolari, scrive e riporta Giacca in questo articolo. Andiamo alla pagina dell'università. Una borsa di UniTS premia le tesi di PhD più innovative e all'avanguardia. In palio ci sono 5 premi da 3.000 euro per i migliori elaborati valutati tra gennaio 2023 e giugno 2024 e intanto sale il numero di dottorandi. Quest'anno saranno 500 gli immatricolati ai corsi di terzo livello a fronte di 992 iscrizioni al bando, più 21% in 12 mesi. Tra le novità in arrivo ci sono l'introduzione dei crediti formativi e più stanziamenti per iniziative e mobilità internazionale. Nelle foto al centro il consueto lancio del tocco dei neodottorandi dell'Università di Trieste. L'8 agosto alle 18 ricorre il centenario della fondazione dell'Università. Proprio dalle 18 nell'atrio dell'ala destra dell'edificio A di Piazzale Europa si celebrerà questa ricorrenza insieme all'attore Davide Calabrese, con cui si scopriranno 3 oggetti simbolo del passato e del futuro dell'università. I libri d'onore raccontati da Vanessa Maggi e Paola Santin, la campana delle lauree restaurata e di nuovo in funzione dopo più di un trentennio e la capsula del tempo presentata prima del suo lancio virtuale nel futuro. La leader di dermatologia Iris Zalaudek, ordinaria in malattie cutanee venere e direttrice della scuola di specializzazione in dermatologia, ha ricevuto il prestigioso certificato di apprezzamento, lo chiamiamo con il suo nome, Certificate of Appreciation Awards, riconoscimento assegnato dalla International League of Dermatological Societies con lo scopo di promuovere una leadership strategica nell'ambito
della dermatologia. Zalaude, che è stata la prima presidente donna della Società Internazionale di Dermoscopia dal 2016 al 2021, nominata tra le 50 donne più influenti nell'ambito della dermatologia nell'anno 2021. Il laureato, dopo lo studio sull'intelligenza artificiale generativa, ora Pozzecco pensa al master. Qui l'intervista di Nicole Kerbancic al laureato Federico Pozzecco. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra qualche minuto andando a leggere e a approfondire la pagina della cronaca locale di Trieste. Ci vediamo tra poco. Ben ritrovati con Sveglia a Trieste, lunedì 5 agosto. Vi anticipo nuovamente gli ospiti di quest'oggi. Tra mezz'oretta circa saremo in compagnia di Barbara Odorico di Forza Italia. Dalle 9 alle 10 sarà nostro ospite il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Giovanni Barbo. Riprendiamo con il piccolo da dove ci siamo fermati poco prima della pubblicità, con l'articolo di Massimiliano Panarari, le medaglie della guerra culturale. Qui la foto è ormai diventata famosa, più che la foto l'incontro dell'algerina Khelif e l'italiana Carini durante il celebre match di pugilato di queste Olimpiadi a Parigi 2024. E qui Panarari commenta queste medaglie della guerra culturale. Noi scorriamo e andiamo alle notizie di Trieste. Ex inceneritore di via Giarizzole, il cammino demolito con l'esplosivo. Il 28 agosto la vecchia ciminiera rossa e bianca di 49 metri sarà buttata giù. Area blindata, al vaglio anche la chiusura della grande viabilità. Mercoledì 28 alle 19 la ciminiera del vecchio inceneritore di Monte San Pantaleone di via Giarizzole sarà demolita con un carico di esplosivo. L'operazione, resa necessaria da ragioni di sicurezza, dato lo stato di abbandono della struttura, durerà al massimo qualche ora, poi 49 metri bianchi e rossi del camino spariranno dallo skyline cittadino. Fu collaudato nel 1972, oggi è in stato di abbandono. Dal primo impianto del 1915, una storia lunga oltre un secolo, tutto iniziò in via dell'Istria, riporta l'articolo, facendo un po' di storia di questi impianti nella zona industriale di Trieste. Dalle piscine all'ex Corda di via Carli a San Vito, i grandi progetti per lo sport in città. Con 23 milioni la Regione permette l'avvio di 4 project financing, interventi alla Bianchi per la copertura della piscina esterna, all'impianto di San Giovanni, la trasformazione dell'ex fabbrica macchine e la nascita del centro della Triestina. Gli stanziamenti infatti puntano ad aiutare i comuni di Trieste e di Muggia nel connubio pubblico-privato per la realizzazione di queste opere. Vediamo in foto a sinistra la piscina Bianchi e nelle due foto sovrapposte in alto l'ex mensa del Corda, dell'ex fabbrica macchine di via Carli nel rione di San Vito, e la piscina, la facciata della piscina di San Giovanni in quest'altra fotografia. Il centro-sinistra replica a Medau di Fratelli d'Italia su Altura, rione abbandonato. Altura è così, anche quando la notizia potrebbe far felice l'intero arco politico, lo stanziamento di 350.000 euro aggiuntivi per stabilizzare le tribune dello skate park, le polemiche sono sempre dietro l'angolo. E così alle dichiarazioni del consigliere di Fratelli d'Italia Medau, che ha puntato il dito contro il centro-sinistra reo di farsi pubblicità alle spalle del popolo di Altura, hanno prontamente replicato il giorno successivo alcuni esponenti dell'opposizione. Al centro dello scontro non c'è lo skate park, ma l'immobile ex Coop, cui si è richiamato Medau nella sua dichiarazione facendo il nome del consigliere del Partito Democratico Salvati. Fa specie, aveva affermato Medau, che Luca Salvati o nessun altro dell'opposizione abbia proposto emendamenti per l'acquisizione dell'ex immobile Coop, forse perché sanno che riceverebbero pareri tecnici contrari al limite della legalità. Risponde proprio Salvati: Medau guardi in casa sua e capirà che chi decide contro Altura
ad attaccare me, sbaglia di grosso e anzi mi dà modo di chiarire ancora una volta che l'operazione di acquisto tecnicamente si può fare, solo che il centrodestra è ostaggio di Fratelli d'Italia che non vuole procedere perché preferisce fare altro e lasciare il Tura nello stato perenne di abbandono. Questo il botta e risposta. Taglio del nastro per Conad. Il Today Conad di Via Locchi è stato completamente rinnovato, a gestirlo è la società B2C Supermercati Sistiana di Alessandro Bossi, Daniela Cola, Samuele Paride Centazzo e Gianmarco Bossi, che gestisce altri 3 punti vendita in provincia, dando lavoro a quasi 140 persone. Qui la foto di gruppo di questo punto vendita, riconosciamo anche il presidente del Consiglio Comunale Panteca, che era per l'occasione in quel contesto. L'ex facoltà di lettere e Villa Ec tra gli immobili comunali in vendita, via libera della Giunta al piano delle alienazioni 2025-2027, fra le novità l'edificio di via dell'Università 7 e la vecchia sede di Max Fabiani e Galilei in via Ginnastica. Immobili comunali sul mercato nel triennio 2025-2027, scrive Massimo Greco. La Giunta ha approvato il piano presentato dall'assessore Elisa Lodi che adesso passerà all'esame del Consiglio. Molte conferme, 2 novità degne di interesse, il palazzo di via dell'Università 7 e Villa Ect in via Ginnastica Alta. Il primo è sede universitaria da un secolo, ma l'Ateneo non lo utilizza da tempo. Il municipio lo quota a titolo di valore di inventario circa 5.800.000 euro. La seconda, approdata nelle disponibilità comunali in seguito alla devoluzione della precedente proprietaria della provincia, vede indicato il valore catastale pari a 632.000 euro. Entrambi i beni saranno messi in vendita nel corso del 2026. Cambiamo pagina. La trasformazione del comprensorio scientifico dalle prime gru ai nuovi laboratori in pensione Cozzi, anima di area. In 40 anni l'ingegnere ha firmato i principali cantieri che hanno trasformato il campus di Padriciano. Qui ci sono le foto dello stato attuale, dei lavori in corso, di come si presentava all'inizio, anche di chi, a titolo di persone, si è speso per la realizzazione di questo centro ormai divenuto d'eccellenza della ricerca internazionale a Trieste. Muggia ritorna alla normalità dopo violenze e pattugliamenti. Polizia e carabinieri sul posto da 10 giorni, non sono state più segnalate risse tra gruppi di minorenni. Questo è il punto della situazione a Muggia. Ci stanno facendo ormai l'abitudine, scrive Sarti, i muggesani, con quei bro e quei fra. Parlate dei giovani al posto dei muli, e la presenza delle forze dell'ordine ha fornito un grande deterrente per tutti quei gruppetti che nei giorni scorsi invece si erano resi protagonisti di risse, violenze e schiamazzi. In via Timeus, tentata effrazione nella sede della Confsal, danni alla porta della sede, come riportato poi in foto anche il danneggiamento dell'uscio di ingresso per la sede. Steward privati vigilano le spiagge fino all'8 settembre, il servizio è finanziato dal comune, l'attività è affidata a un'agenzia, gli addetti sono operativi dalle 16 alle 21 fino al venerdì, nei festivi fino a mezzanotte stanziati oltre 10.000 euro. Bollino rosso all'Isert, code di 4 km, il traffico nel weekend è stata una domenica da bollino rosso, quella appena trascorsa sull'autostrada 4, in particolare al casello dell'Isert di Trieste. Da sempre uno dei punti più esposti nel periodo estivo e non solo. Parliamo di estate, parliamo di stabilimenti balneari, il Pedocin che grazie alla nuova porta ha permesso di aumentare la capienza nel lato donne. Ieri Laura Buccarella è stata sul posto per verificare un po' la situazione. Vediamo. Oggi niente fila per andare al Pedocin. Niente, vero? Aveva fatto file nei giorni scorsi. No, sono scappata via, non ho fatto file sul sole. Adesso è tornata.
Adesso sì che è un po' più civile. Porta di sicurezza installata a tempi da record già nella giornata di ieri e capienza lato donne aumentata fino a 750 posti dai 500 iniziali. Niente code né proteste nella prima domenica al Pedocin dopo la soluzione messa in campo dal Comune per il rispetto delle norme di evacuazione dello stabilimento balneare che nelle passate settimane aveva generato diverse lamentere soprattutto tra le bagnanti. E quando facevamo le file era drammatico perché la gente si arrabbiava, insomma adesso è meglio, molto meglio, molto più ordinato, più pulito. E noi siamo tutti felici perché così ci sentiamo più sicuri, perché avere la possibilità, se succede qualcosa, di scappare, è l'ideale avere una seconda porta. Hanno aumentato la capienza proprio del Pedocin, una cosa positiva. Sì, assolutamente, sì. Siete clienti abituali? Sì, da sempre Pedocin, sì. Il meteo un po' incerto non ha fatto registrare il pienone in questa domenica, ma la novità è stata comunque apprezzata. Tutto libero, nessuna coda, tutto perfetto. Hanno aumentato la capienza? Così dicono, forse c'era un po' più di gente, non tantissima, però una quantità di gente ordinata. Ma io vado alle 8 e alle 11 vado via, per cui... Ma non ha mai fatto la fila neanche prima? No, mai. No, perché alle 7:30 non c'è fila. No, tutto tranquillo, ma a dire il vero anche l'altro giorno che sono venuta e non era ancora la capienza aumentata e la fila è di 5 minuti, non eccessiva. Vabbè, ma comunque io vengo sempre la mattina molto presto, vado via a quest'ora per cui non ho mai avuto problemi di fila. Sono contenta per le signore con i bambini, comunque speriamo bene. Ce n'erano di più quest'oggi di signore con i bambini? Che no, per essere la domenica le anziane come me non sono venute, io sì. Come al solito. Ci tornerà in pomeriggio? No, basta così. Mai fatto fila per andare a Pedocin? No, io no, perché vado sempre di mattina presto. Io sono tra le furbe che arriva alle 7:30, per cui non c'è poca fila, insomma, pochissima. Sono i soliti addetti ai lavori. E pur non cambiando nulla nella sostanza, l'assenza di code fuori dallo stabilimento è stata salutata con favore anche dal lato uomini. Sì, per noi non cambia niente, ma per le donne sì. Meno fila anche qua a vedere. Prima di continuare con le notizie all'interno del piccolo, diamo un'occhiata alla webcam dello skyline di Piazza Unità, giusto per una curiosità. La città si sta piano piano animando, sono le 7:46 minuti, vediamo una piazza tutto sommato vuota al netto di questi transiti di persone anche con dei bagagli, turisti e concittadini che stanno cominciando la propria attività, chi lavoro, chi per altri interessi, all'interno del cuore della città. Torniamo adesso invece all'interno del piccolo e andiamo a vedere questo inserto di oggi, Nord-Est Economia, il gap del turismo, troppi arrivi creano danni al dinamismo dei territori, è il commento di Stefano Micelli. Ma ci sono diversi argomenti affrontati in questo inserto, ovvero il friulano di casa d'Harvard che salva le viti dal clima impazzito, è raccontato il mago della potatura a Boston faccia a faccia con i luminari del settore, ma poi anche la storia non solo pet food, Inflex si espande nel packaging alimentare e l'innovazione da Singapore a Trieste, la scelta di Re Cornea per volare in alto. Andiamo a leggere turismo e capacità di spesa, Nord-Est fanalino di coda. Nonostante le oltre 83 milioni di presenze, Veneto e Friuli Venezia Giulia indietro nella classifica sui consumi giornalieri. In Umbria e Toscana gli ospiti spendono quotidianamente più del doppio, attraggono una clientela più ricca. Le statistiche nazionali sul turismo, le vediamo in breve, i flussi turistici, arrivi e partenze per regione con valorizzazione della spesa turistica giornaliera, l'anno di riferimento il 2023. Andiamo ancora ad ingrandire, Friuli Venezia Giulia lo troviamo proprio ultimo, con questo valore di spesa media per arrivi di 401,39 euro, con la spesa media giornaliera che è derivata dai flussi turistici di 104,34 euro sulle medie di 202
a livello nazionale. Sono state in regione 9 milioni e mezzo le presenze turistiche, la stima della spesa turistica per regione si attesta poi a valori che, andando a guardare Toscana, Lombardia e altre regioni come l'Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige e il Lazio, si ritrovano molto distanti da quello del Friuli Venezia Giulia. Questo affrontato nell'articolo dell'inserto. Troppi arrivi creano danni ai territori e il settore ha caratteristiche che si riflettono prima di tutto in termini di crescita della produttività e di qualità del lavoro. Il turismo segnala un'ampia letteratura, favorisce la rendita, offre lavori poco qualificati, più precari rispetto alla media e spesso mal retribuiti. Soprattutto rischia di peggiorare sensibilmente la vita delle città investite dai flussi. L'overtourism è diventato un fenomeno ampiamente riconosciuto dai media e dalle comunità locali. Città come Venezia, Firenze e Roma sono citate a livello internazionale come esempi in negativo di un rapporto deteriorato fra turisti e residenti. Nella pagina successiva Luca Boccato, amministratore delegato di In Hospitality: al territorio manca un'offerta nel lusso, dice l'amministratore delegato di HNH Hospitality, in questa intervista realizzata da Roberta Paolini. Ricettività diffusa e boom di affittacamere. La Confesercenti rileva in 10 anni un aumento del 147%. La storia è il friulano di Harvard che salva le viti dal clima impazzito, il mago della potatura Marco Simonit su innalzamento delle temperature ed eventi meteo estremi. Si mette all'opera a Boston, è originario di Cormons e lavora in tutto il mondo. Dai cani ai loro padroni, le buste di Inflex si espandono in Serbia e vanno oltre il pet food, la strategia dell'azienda specializzata nel packaging alimentare. Proprio in Serbia amplieremo la nostra attività realizzando imballaggi per prodotti pronti da forno, minestre, snack e così via, ha detto l'amministratore delegato di Inflex, David Tomasin. In questa pagina l'intervista. Siti, influencer e libri per imparare a investire meglio sotto l'ombrellone. L'educazione finanziaria è sempre più cruciale per i risparmiatori e quindi il primo passo può essere il portale che la Banca d'Italia ha dedicato alle caratteristiche dei vari prodotti finanziari, un tanto per dare un'infarinatura generale. Il Litionol nell'occhio, che può lanciare in alto la Triestina rocornea o recornea, con il primo prodotto oftalmico in sperimentazione clinica. La startup lavora su diversi fronti. I due che hanno presentato il progetto, Emiliano Lepore e Moses Kakanga, in questa foto. All'estero comprano meno vino e le giacenze in cantina preoccupano, scrive Maurizio Cescon, per quanto riguarda il mercato vitivinicolo. Andiamo alle notizie dei comuni della provincia. Comune in allarme su Casa Malala, nodo irrisolto, siamo preoccupati. La sindaca Cosmina sulla struttura per migranti di Fernetti, troppo degrado, servono risposte. Sono molto preoccupata per il grave stato di degrado di Casa Malala e nei prossimi giorni mi rivolgerò alle competenti autorità per conoscere la reale situazione in cui versa la struttura. Lancia l'allarme Tania Cosmina, sindaca di Morrupino, in relazione a Casa Malala, centro di accoglienza situato a pochi passi da Fernetti, nel cuore del territorio comunale che rientra nella sua giurisdizione, dove dal 1° di agosto la gestione è passata alla Nova Facility. Da più fonti, tutte attendibili, spiega Cosmina, mi arrivano notizie preoccupanti su Casa Malala, dove convivono un centinaio di migranti di tutte le età, etnie, culture e religioni, con soli 5 gabinetti a disposizione, un paio di docce scalcagnate, lavandini rotti, in un contesto di totale degrado, trattandosi di un edificio che appartiene al demanio, ma che insiste in un'area che mi compete controllare come sindaca. Sono soprattutto sotto l'aspetto sanitario, continua, preoccupata e me ne voglio occupare di persona. Nella giornata di Ferragosto, annuncia Cosmina, avremo ospite a Morrupino in occasione della tradizionale cerimonia religiosa del 15 agosto, che si svolge sulla Rocca, il vescovo di Trieste Enrico Trevisi, e mi rivolgerò a lui per avere elementi utili per capirne di più.
alla prefettura, chiedo informazioni e un sopralluogo non appena possibile, ha detto Cosmina. Torna l'Arrampicata Santa, aperte le iscrizioni, affrontare Scala Santa di corsa in bici, il 15 settembre la gara. Cavalcavia di Sistiana e divieti per la notte, le modifiche alla viabilità. FVG Strade informa che nella notte tra oggi e domani, a causa di lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia autostradale in località Sistiana, la circolazione stradale per permettere l'intero svolgimento dei lavori sono previsti dalle 23 della notte di oggi alle 6 di mattina di domani, martedì 6 agosto. Affidato l'incarico per l'autorimessa, la Protezione Civile a Muggia è stato affidato alla 4I Associati Studio di Ingegneria e Architettura di Trieste l'incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva relative alla realizzazione dell'autorimessa della nuova sede della Protezione Civile a Muggia. Sicurezza nelle case, arriva il contributo, il bando a Duino Aurisina. Infatti il comune di Duino Aurisina ha emanato un bando per incoraggiare l'adozione di soluzioni volte a incrementare la sicurezza nelle abitazioni private e degli immobili adibiti ad attività professionali o commerciali. L'amministrazione guidata da Igor Gabrovec attraverso il bando metterà a disposizione un contributo per le spese sostenute nel corso del 2023. Le segnalazioni, la Fiat 500 e l'obbligo di esporre il tagliando, la Trieste d'altri tempi nella prima delle due foto, le tracce di Praga impresse sui portici invece con le scritte su un pilastro che sorregge i portici di Chiozza nella seconda delle due foto. Cavalli da traino per turisti, come tutelare gli animali, ancora un articolo che guarda sia al turismo ma anche alla tutela degli amici animali. Grotte di San Canziano ed escursioni sul Timavo, sottoscritta la collaborazione. Qui la foto del momento di confronto tra le rappresentanze di Italia e Slovenia. Michele Mari e il potere degli oggetti che riscattano una vita da eremita con Locus Desperatus per la terza volta nella cinquina. Nel 90 ero il più giovane, oggi il più anziano, scrive nella pagina del piccolo Niccolò Minniti Ippolito. Io genero la morte, io sono Mary, madre di spettri, Matteo Struccul, mentre il temporale frusta i vetri delle finestre e le torri nere del castello, una donna rivive nel pensiero l'orrore e lo strazio di una perdita insanabile. Qui i dettagli riguardo l'opera. Povero nostro Franz, le voci di Colautti e Postogna con l'orchestra di Muggia al Museo Sartorio alle 21, le Bubbles Blue, remix di successo oltre 30 anni dopo, parlano triestino. Per la musica, il brano di Milani, Fiumano e Battisti nel 93, riscoperto e rilanciato, è diventato un cult. La pagina seguente, Fior delle Bolge, Floromo e le grafiche di Zograf per il ponte di Andrich, domani è mercoledì. Innamorarsi di Fabrizio, De Rose e Veneziano nella poesia di De André, domani in Piazza Verdi. Le Olimpiadi, il re abdica ma in piedi. Jacobs quinto, correndo in 9,85, vince l'americano Lyles con 9,79 per 5 millesimi. Battuto il giamaicano Thompson, l'azzurro dice: ho dato tutto me stesso, ci riproverò. Bertiolo, il paese friulano che domani si ferma per spingere la sua eroina. Si parla di Sinteu Vissa, arrivata dall'Etiopia, che si è integrata anche grazie all'atletica, domani in gara nei 1500 metri. Tamberi shock dall'Italia, ho un calcolo a rene ma voglio gareggiare. L'altro simbolo di Tokyo 2021, rischio la presenza del campione in carica del salto in alto, Mattia Furlani del lungo e Sara Fantini del martello in finale. Paltrinieri, arriva l'argento per batterlo nei suoi 1500 metri, finché deve fare il record. Qui Gregorio Paltrinieri, 29 anni, sul podio con l'argento dei 1500 metri. L'Ital Tennis è d'oro, Paolini e Rani vincono un super tie break da urlo contro le giovani russe, mai prima di loro racchette azzurre sul gradino più alto, finale pazzesca con le due tenniste che gioiscono e che mordono la medaglia d'oro in queste foto. Musetti si prende il bronzo, vinto sabato completando un podio
da ricordare. Anche Musetti sale sul podio, terzo nel singolo maschile del tennis, primo invece il tennista Novak Djokovic, a cui è dedicato l'articolo "Il genio, il tremore, le lacrime e il trionfo". Djokovic chiude il cerchio della leggenda, a 37 anni vince quel che gli mancava, Alcaraz 16 anni più giovane KO dopo un match epico. E questo è il podio del tennis, Djokovic, Alcaraz, Musetti. Ancora un argento, anche stavolta il fioretto non riesce a vincere, dopo il secondo posto delle donne arriva quello di Marini e Company. Il Giappone non molla mai e alla fine finisce per dilagare per la scherma la medaglia anche per gli uomini dopo quella ottenuta dalle donne. La sorpresone americana, azzurre lontane dal podio per il ciclismo, oggi il quartetto della pista. Per il volley l'Italia di Velasco fa filotto, battuta pure la Turchia, ai quarti sfida alla Serbia. Per lo sport locale Trieste va sul sicuro e conferma Reyes, Arcieri, siamo felici, Justin è fondamentale, i biancorossi completano il roster rinnovando la fiducia all'ala portoricana, abbonamenti, via alla vendita libera. Varese dopo il caso Keke si cautela con Abdel Fall, Treviso invece cerca Macura, e poi per quanto riguarda il calcio, la nuova vita di Ciofani, dal campo alla panchina, è un onore lavorare con i giovani della Triestina. L'ex terzino, a restare qui piace anche alla mia famiglia, forse tutto nasce da quello spareggio per evitare la Serie D, infatti Ciofani smetterà con il calcio giocato per la Triestina e passerà a essere dirigente. D'Urso e Crollis, manca solo l'ufficialità, per l'attacco spunta la pista la Mantia, per il mercato potrà esserci il ritorno di Christian D'Urso e anche l'arrivo di Raimond Crollis in attacco per la Triestina. Dobbiamo andare in pubblicità, vedremo il resto nel corso della mattinata, breve pausa e ci vediamo tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Barbara Odorico, consigliera di Forza Italia in sesta circoscrizione, ben trovata. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie dell'invito. Dunque, le leggo subito una mail. Buongiorno dottor Gulotta e alla brava consigliera Barbara Odorico, che ringrazio per il successo di Atmosfere Letterarie. Sono Claudio Visintini e faccio cortese richiesta: quando viene sfalciata l'erba lungo il viale del boschetto, se possibile sfalciare pure l'erba sempre nel boschetto vicino al giardino, in ricordo c'è la lapide del nostro amato figlio Maurizio. Con nostra sorpresa ciò è successo l'anno scorso, noi anziani genitori ormai facciamo fatica a salire e scendere del muretto a secco, grazie si può esaudire il nostro cortese desiderio e buon lavoro. Quindi entriamo subito in una segnalazione da un lato e anche nella spiegazione del successo di questa rassegna che per adesso mi diceva estiva, Atmosfere Letterarie a San Giovanni. Sì, intanto ringrazio il carissimo Claudio con la moglie Graziella per la segnalazione e prenderò sicuramente nota della sua richiesta, che assolutamente porteremo avanti agli uffici competenti per la sistemazione del verde. Sì, Atmosfere Letterarie San Giovanni è nata quest'anno da un'idea del consigliere Paolo Silvari, che in realtà è già il terzo anno che la porta avanti nel rione di San Giacomo e nel sito del lavatoio. E noi ce l'ha proposta in circoscrizione, così nelle discussioni, nelle chiacchiere fatte per la creazione di questi eventi. Non sapevamo esattamente dove farla, dove cominciare a farla, anche perché essendo un inizio di un albore, di un incontro, di un evento, non si sa mai quanto le persone hanno voglia di partecipare e hanno interesse a partecipare. Quindi in realtà c'è stato un po' di ricerca nella nostra zona, seppur ce ne sono tantissime, ma così abbiamo optato anche per una mia volontà per la sede della circoscrizione nostra. Perché? Perché a me piaceva tanto l'idea, e piace tuttora, di
coinvolgere i cittadini nella sede della circoscrizione, far conoscere anche quello che sono le circoscrizioni, che troppe volte sono un qualcosa di sconosciuto e lontano, e invece dovrebbero essere il primo contatto del cittadino con l'amministrazione comunale. Quindi in realtà abbiamo preso anche tutti i consiglieri, insomma, la palla al balzo per utilizzare, diciamo, questo evento per aprire le porte della circoscrizione, e ne sono molto contenta e orgogliosa. Abbiamo già avuto 4 incontri e prossimamente avremo altri 5. Magari adesso vi leggo alcuni incontri, così magari potete anche prendere nota abbiamo cominciato esattamente con una rassegna di poesie di un giovanissimo autore, Giulio Gargotic, La discarica dei sogni, e quindi è stata una cosa anche un po' particolare, perché c'era un ragazzo giovane che ha presentato questo suo libro. È stato bello anche perché c'è un'interazione col pubblico, abbiamo così dei cittadini che vengono a trovarci e hanno anche così chiacchierato con questo autore. È stato veramente un momento molto, molto simpatico. Non nascondo che all'inizio sicuramente non erano tantissimi, adesso pian pianino l'interesse sta aumentando, effettivamente sì. Abbiamo fatto poi un incontro interessante con 3 autori che hanno così toccato l'adolescenza, scusatemi, mi sono dimenticata di dire che gli incontri sono tutti quanti fatti con autori triestini, quindi non è che andiamo a incontrare autori fuori, ma nostri, sono autori triestini. Abbiamo avuto l'incontro sul tema adolescenza e c'era la Rosanna Ghigliotti con un libro molto interessante che, anche se sull'adolescenza va anche a toccare temi come intelligenza artificiale, è una cosa molto carina, attuale, molto attuale. Poi avevamo sempre nella stessa giornata Alessandro Del Preto, Cercando Zen a Trieste, che fa anche oltre a essere un libro appunto sul tema adolescenziale, i ragazzi, è anche un modo per far vedere un po' le zone della città, perché nel suo libro tocca così delle zone un po' nascoste della nostra città, quindi è una cosa anche carina. E poi il terzo c'era Massimiliano Stefani, Vittoria non esiste, quindi questa è stata il secondo incontro. Poi abbiamo ospitato la Humboldt, non come libro ma come incontro su un tema del cibo, sul mangiar sano, con delle quindi interazioni su questo tema che è comunque sempre molto molto interessante e attuale. E l'ultima, diciamo prima della pausa di agosto, l'abbiamo avuto il 29 luglio alle 18:30, un lunedì, avevamo un tema horror, quindi 2 autori horror. È stata anche in questo caso un'oretta molto molto interessante. Abbiamo avuto Davide Stokovac con Il mostro del buio, che hanno così dato anche un'immagine dell'horror non che fa paura, ma che fa anche riflettere, che fa un po' ragionare, che fa un attimo entrare nei meccanismi mentali delle persone. E poi l'altro autore è Daniele Marassi, L'ombra. Quindi effettivamente è stata anche in questo caso un incontro molto molto interessante. Ricordo semplicemente i prossimi 2 incontri, poi se vorrete avere tutti i dati ci sono esposti nel sito della circoscrizione. Il prossimo incontro sarà martedì 20 agosto alle 18:30 con Gatto Max Impicci e Pasticci a Miramare, e la volta successiva avremo il 26 agosto alle 18:30 Claudia Pezzutti con La Passiflora, e anche presenta 2 suoi libri e anche una storia blu. In questo caso ci sarà anche diciamo un interessante incontro con anche un po' di musica, insomma, quindi un qualcosa di un pochino più costruito. È veramente una bella iniziativa che devo sempre ringraziare comunque l'ideatore che mi ha contattato, Paolo Silvari, perché comunque diciamo che è lui che si è inventato questa possibilità, e penso che sia una cosa molto carina anche per
così per avvivare un po' i rioni Chiaro. e per dare un attimo anche un'offerta di attività sì, senza diversa dal andare in solito. centro, insomma, quindi restiamo nei nostri rioni. Ricordo che la circoscrizione ha fatto anche un evento karaoke, è stato molto apprezzato, in effetti noi ne abbiamo fatto solo uno pensando che vediamo, ci proviamo. Certo, una prova. In effetti è stato apprezzato anche quello, quindi per il prossimo anno cercheremo sicuramente di riproporlo, insomma. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi in linea, buongiorno. Buongiorno Gulotta e la sua ospite, io sono Preda, alcune ore fa le ho mandato una mail, comunque cerco di riassumere, mi scuso, non sono bravo forse a parlare quanto sono bravo a scrivere. Prego. Comunque riassumo, io parlo, come di questi giorni si parla di nuovo tanto, della strage di Bologna del 2 agosto 1980, no? Allora, voglio dire la mia, che questa strage che costò la vita a 85 persone, ci sono state comunque delle sentenze di tribunale, no? Condannati Bellini, Fioravanti, Mambro, Ciavardini, Cavallini, Gelli, Ortolani. Sì, abbiamo perso la linea, caduta la linea. Vabbè, siamo qua insomma fino alle 10 se ha voglia di ricontattarci. Leggo una mail. Prego. Buongiorno, volevo chiedere alla vostra gentile ospite se è al corrente sul motivo della prolungata chiusura del distributore di carburante di Viale Sanzio e se ha notizie su un'eventuale prossima riapertura, scrive Roberto. Sì, diciamo che senza entrare nel personale, so che il gestore precedente aveva dei problemi di salute, e dalle notizie che io ho dovrebbe subentrare una nuova acquisizione o comunque un'altra persona al suo posto, presumibilmente da metà agosto, primi di settembre dovrebbe esserci un cambio di gestione. Ok, questo è il motivo della chiusura e la prossima riapertura. Telefonata, buongiorno. Buongiorno, senta, non volevo disturbare, sono sempre io. Sì, no? prego, era caduta la linea, ci dica. Sì, era caduta, niente diceva, no, insomma, però di là di queste ci sono dei teoremi, no? Ma sono teoremi, perché se dire imputare al governo facciamo presente che la Meloni nel 1980 aveva 3 anni di età. Dopo dire che perché lei non pronuncia fascismo, insomma, comunque io sono lungi di dire non ci sono colpevoli, ma i colpevoli ci sono un po' dappertutto secondo me, perché tutti i partiti politici, nessuno ha fatto nulla per prevenire e ancora oggi, se sono responsabili di questo, potrebbero essere arrestati senza parlarci tanto. Ecco, mi scuso, se volete dire la vostra, mi farebbe piacere, grazie. Grazie a lei, buona giornata. Ci sono a livello nazionale tutte quelle situazioni che hanno fatto parlare di sé Ustica, Bologna, chi più ne ha più ne metta, dove certe verità, tutte le verità non sono emerse. Poi ritornano anche dopo tanti anni a far parlare perché spunta la persona che dice qualcosa diciamo di nuovo o di diverso rispetto al ricostruito e quindi si riapre anche a livello politico il dibattito su questi argomenti. È un tema molto delicato, insomma, stiamo parlando di terrorismo, stiamo parlando di situazioni difficili dove lo Stato deve dimostrare di essere ancora forte, ancora capace di gestire il suo territorio, quindi in realtà si sa che non tutte le cose si conoscono, come appunto si nominava ad esempio Ustica, insomma, qualche volta a me viene il dubbio che certe cose non si sanno perché forse è meglio così, perché magari forse conoscere tutte le verità in certe situazioni potrebbe innescare altri processi molto, molto più pericolosi magari anche. Sì, certo è che sarebbe bello conoscere sempre tutto, ma tante volte mi rendo conto che è difficile anche far percepire la realtà già banalmente sulle piccole cose, anche locali qualche volta, figuriamoci quando ci sono degli avvenimenti così eclatanti. Chiaro. Dove c'è un coinvolgimento di tante persone, di morti, insomma, quindi è una cosa pesante. Ecco. Certo. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, sono Manuela. Mi scuso, io volevo solo far presente all'assessore che è lì presente in studio, se per cortesia a chi di dovere può riferire,
se ci potesse essere la possibilità di un controllo maggiore nei confronti di tutti quei ciclisti e di quelli che girano con gli skateboard elettrici sulle marciapiedi. Io ho rischiato di essere investita sabato, abito in via Embriani, non è che abito in altura, già i marciapiedi sono piuttosto stretti, perché è passato uno con questi cosi elettrici e ovviamente anche facendo il prepotente. Questa è una cosa. E poi volevo chiedere ancora una cosa: se i vigili potessero per cortesia così un occhio di favore per noi popolazione normale nei confronti di questi signori che girano con questi cani diciamo fra virgolette potenzialmente pericolosi, tipo i pitbull, che molto spesso sono anche portati in giro da persone poco raccomandabili, che girano ovviamente senza museruola. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie a lei, lavoro. grazie della segnalazione. Ciclisti, monopattini e cani a guinzaglio con museruola. Intanto non sono l'assessore, sono solo vicepresidente della sesta circoscrizione, ma comunque rispondo molto volentieri alla segnalazione della signora. Tanto perché è successo anche a me, i monopattini purtroppo hanno la brutta abitudine di scorazzare per i marciapiedi. Credo che siano sanzionabili, tra l'altro, perché il loro diciamo, posto è sulla strada, come le biciclette. Anche le biciclette sono sanzionabili. Purtroppo o uno è in quel momento lì e il vigile riesce a fermarlo e quindi di conseguenza dargli la multa, se no questi un po' scorrazzano come vogliono. Effettivamente fare un attimo di una segnalazione eventualmente per diciamo incentivare così, a disincentivare l'utilizzo di questi mezzi sui marciapiedi è cosa buona e giusta, anche perché essere investiti da questi mezzi che anche non vanno proprio così lentamente può essere veramente pericoloso per un pedone e soprattutto magari per una persona anziana che rischia veramente di farsi molto male. E per quanto riguarda cosa aveva chiesto gli animali, gli animali anche lì è un sentimento che condivido, anche perché vedo la situazione, anche così mi allaccio anche un po' alla mia zona di via Bonomo, che conoscete anche molto bene voi perché ne avete fatti diversi servizi. La situazione è sempre la stessa, tra l'altro, perché i cittadini sono sempre così ormai rassegnati forse alla loro situazione di degrado, in cui ci sono appunto questi personaggi che dovrebbero essere seguiti dal CERT and company, che sono lì a perdere le loro giornate, a non far nulla, per carità, forse non fanno niente di eclatante, ma se non altro gridano, fanno casino, si prendono un po' a botte con i cani, appunto, cani che sono effettivamente molto calzanti con l'idea dell'ascoltatrice. Io diciamo che ormai penso che i cani o hanno la museruola in certi ambiti, come nell'autobus, nelle zone chiuse, eccetera, se non fuori, a meno che un cane non sia effettivamente pericoloso, non ha l'obbligo, almeno non mi sovviene che ci sia, almeno bisogna averla, da quello che mi ricordo, averla al guinzaglio, cioè averla a disposizione per eventualmente pronta all'uso. Sì, certo. Quindi eventualmente anche in questo caso forse la polizia può verificare questo, eventualmente sanzionare il proprietario che non avesse a disposizione la museruola. Ecco. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, mi ascolti signora? Mi sente? Sì. Dunque, buongiorno, mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Allora, prima cosa, volevo dire alla signora che gli dica al sindaco che oltre a mettere la porta al pedocin, numero dal pedocin, deve mettere una rampa per i disabili dalla parte delle donne,
perché non è corretto che quella ragazza disabile è dovuta andare dalla parte degli uomini per poter andare al mare, prima cosa. Seconda cosa, io sono disabile e vado al Topolino numero 3. Sì. Al Topolino numero 3 ci sono i bagnini, come ho già detto all'assessore Giacomelli l'altra volta, Consigliere anche manca il defibrillatore, non c'è. Al Topolino numero 3 non c'è. Non è che aspettiamo la fine della stagione per metterlo, perché se succede qualcosa dopo di chi è la colpa? Non si sa, giusto? Date la colpa non so a chi. Ecco, gli ricordi questo a chi di dovere. Terzo, fare i marciapiedi delle fermate degli autobus bene per noi disabili al lungo Barcola. Ultima cosa, nessuno ne parla della piscina terapeutica, ormai è via da 7 anni, 8 anni e nessuno ne parla, perché anche quest'anno noi non possiamo andare in piscina e dunque nessuno ne parla, noi siamo proprio gli ultimi, nessuno ne parla dei disabili, perché ho visto da quando è caduta la piscina nessuno mai ha fatto qualcosa per i disabili. Tutto parlate di cabinovie, di quello, Porto Vivo, di tutto, ma nessuno parla di fare qualcosa per noi disabili. La ringrazio, spero che glielo dica di vedere queste cose che gli ho detto. Grazie. Prego. Allora, partiamo dalla piscina. In verità, credo la scorsa settimana era qui proprio ospite a Sveglia Trieste il nostro sindaco e tra le varie cose, i vari argomenti che ha così sviscerato durante le 2 ore qui con voi, in verità ha parlato anche di piscina terapeutica, ha detto, adesso non ricordo lo stanziamento di quant'è, però diciamo che sta procedendo. Purtroppo ricordiamoci che quella piscina è stata bloccata dalla magistratura perché c'erano delle indagini in corso sul crollo, perché quando diciamo, c'è un fatto del genere, c'è un crollo, bisogna anche verificare perché e per come avviene questo fatto. E quando entra di mezzo diciamo, la magistratura comunque diventa, i tempi purtroppo si allungano. Adesso so che le previsioni sono di entrare nel vivo del progetto, quindi comunque l'idea della giunta e del sindaco è assolutamente di sistemare questa questione, anche perché la piscina terapeutica è un luogo non solo per disabili ma per tantissime persone, anche le persone che hanno problemi diciamo momentanei, di incidenti, di salute, cioè è una piscina che era utilizzata da tutti i cittadini di Trieste. Poi così un accenno anche al discorso del defibrillatore. Sì. Che è assolutamente condivisibile la richiesta, dovrebbero essercene tanti di più in giro, ce ne sono anche in giro per le vie di Trieste, insomma, perché purtroppo sono cose che potrebbero salvare la vita e chi ha fatto un corso primo soccorso lo sa, che banalmente quei pochi secondi possono veramente fare la differenza tra la vita e la morte. Sicuramente da quello che ho capito il consigliere Giacomelli ne ha preso comunque nota e si attiverà per questo, anche perché è brutto dirlo, ma il defibrillatore non sempre è obbligatorio in tutte è brutto perché dovrebbe essere obbligatorio. Sappiamo che in tantissimi casi avrebbe salvato la vita anche di ragazzi nelle competizioni sportivi, sì, certo. nelle gare, insomma la cronaca purtroppo ci racconta questi fatti, quindi bisogna sicuramente spingere per fare in maniera di averlo da tutte le parti. E poi bisogna anche così una nota brutta, il fatto che tante volte vengono rubati i defibrillatori, perché in centro mi ricordo qualche tempo fa, un anno fa o giù di lì, c'è stato i vari defibrillatori che sono credo Piazza Sant'Antonio, giù di quella zona. Piazza della Borsa, sì, altro, so che a un certo punto è stato anche vandalizzato
preso e portato via, quindi diciamo questo fa un po' parte della brutta civiltà che stiamo tirando su, insomma, avanti. Poi per quanto riguarda, giustamente, assolutamente è corretto che ci sia una rampa anche dalla parte delle donne, insomma, non vedo perché cioè dovrebbe essere uguale da tutte le parti, perché è corretto, insomma, quindi cercheremo di fare di tutto per fare il prima possibile. Ancora una telefonata e poi dovremo andare in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, prego. Buongiorno. A proposito, prima avete accennato all'intervista fatta al sindaco giovedì scorso. Io sono rimasto esterrefatto, ho chiuso la televisione dopo. È stato solo un autoreferenziarsi da parte del sindaco, però certi problemi grossi, il cambio piscina, e quello, la brava Laura non è stata capace di farlo intervenire in questo, non è che nella piscina terapeutica, ma entrando in piscina, i ponti sul canale sono stati completamente dimenticati. No, lui ha fatto solo vedere magnificare che lui è il magnifico sindaco, quello che invece tutto il contrario, mi sarebbe l'ora che se ne vada in pensione, insomma, ecco. Mi sembra strano che delle quattro non inviti uno dell'altra parte, io direi russo, che contrabbatta quello che faccia, che ha detto il sindaco, che veramente era ributtante quell'intervista. Grazie. Grazie. Russo era ospite sabato mattina, un'ora, non 2, questo va detto, però è venuto sabato mattina e ha replicato anche a buona parte delle dichiarazioni del sindaco su Porto Vecchio, sulla terapeutica, a riprova del fatto che comunque se ne parli, e poi altre questioni, ovviamente la Cavinovia, che ruba forse un po' la scena a diverse altre opere in attesa a Trieste, quella dei ponti anche. Ma i ponti comunque che citava il telespettatore sono stati toccati dal sindaco, e che probabilmente lo spettatore, nella fretta di non ascoltarlo più, ha chiuso, e quindi si è perso la parte del ponte, la spiegazione anche sulle varie possibilità, le varie scelte. Non dimentichiamo che io capisco che non tutti riescono a accettare questo, ma anche il tram stesso, certe opere non vanno avanti perché ci sono degli uffici che fanno delle verifiche, fanno dei controlli e ci mettono una vita. La famosa burocrazia, la burocrazia italiana che blocca tutto, perché anche sempre il sindaco l'altra settimana l'ha detto: datemi le deleghe che faccio io e diciamo velocizzo il tutto, perché le opere che sono state commissariate, mi viene in mente il Ponte Morandi dopo la caduta, perché sono riusciti a farlo in un tempo brevissimo? Perché è stata un'opera commissariata, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'iter per pensarlo a costruirlo è stato molto più veloce e agevole, non ha dovuto subire tutti gli step che ci sono in continuazione. Mi viene da pensare a San Giovanni, la famosa palestra, che adesso ha comunque preso l'avvio nei lavori. Cioè, quella palestra lì, l'idea stessa della palestra è partita di Piazza Secondo, credo, poi è passata per Cosolini, e comunque durante tutto il sindaco Cosolini non è stata fatta, e poi è stata adesso pian pianino. Il Covid poi ha avuto anche sfortuna, perché durante il Covid sono stati bloccati i lavori, che aveva fatto la parte esterna e la copertura. Adesso finalmente riusciremo a completarla. Però per far capire che tante volte noi politici le cose vorremmo farle, ma ci ritroviamo a sbattere la testa un po' contro un muro di gomma, che è la burocrazia. Voi direte, voi siete politici, dovreste sistemare le cose. Certamente, diciamo che la gestione delle regole è un qualcosa che dobbiamo rimandare a chi sta molto più in alto di noi. Però sicuramente tutto questo crea rallentamenti, crea problemi, anche perché poi basta che nel frattempo, per esempio, mi viene in mente proprio la palestra sempre di San Giovanni, dove c'è stato un progetto.
Poi ci sono state delle modifiche durante comunque il sindaco Cosolini, perché chiaramente, giustamente, quando uno prende in mano una cosa vuole dare del suo. Nel momento stesso in cui è stato dato del suo, ha bloccato di nuovo l'iter, quindi ha dovuto ricominciare di nuovo tutto da capo, quindi ci sono stati altri rallentamenti. Quindi tutto questo, io ho portato come esempio questo, ma così avviene quasi su tutto. Vorrei comunque, mi collego alla piscina famosa di San Giovanni anche per parlare di un attraversamento pedonale che una spettatrice, l'ultima volta che ero ospite qua, aveva chiesto un attraversamento pedonale proprio lì del benzinaio, che è quindi zona piscina San Giovanni, via Sanzio, verso il campo di calcio, che è stato fatto adesso proprio per ovviare ai lavori e quindi far attraversare la strada ai pedoni per non farli passare in mezzo alla strada o a fianco al cantiere. Vedremo se questo attraversamento pedonale effettivamente può essere utile anche per rallentare un po' le macchine che tante volte arrivano lì un po' spedite, potrebbe essere anche una nuova idea, per una nuova soluzione, proprio come richiesto a suo tempo. Ecco. Allora andiamo in pubblicità, una breve pausa, torniamo tra qualche minuto. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo in studio in compagnia di Barbara Odorico, vicepresidente della sesta circoscrizione per Forza Italia. Vi leggo una notizia di Trieste Prima, pubblicata pochi minuti fa. Ancora sangue in città, doppio accoltellamento in 2 a Cattinara. Il primo dei 2 accoltellamenti è avvenuto verso le 22, un giovane pakistano è stato trovato sanguinante in via del Teatro Romano. Nel secondo caso un uomo è stato ricoverato al pronto soccorso con una profonda ferita d'arma da taglio al torace. Niccolò Giraldi scrive: continuano gli episodi violenti in centro città. Nella tarda serata di ieri 4 agosto 2 persone di sesso maschile sono state ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in seguito a ferite al torace presumibilmente a causa di accoltellamento. Nel primo caso, avvenuto prima delle 22, un 18enne di nazionalità pakistana è stato trovato sanguinante nei pressi della questura. Sul posto sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Il ragazzo avrebbe menzionato una lite scoppiata con un altro coetaneo. Non si conosce l'età e la nazione dell'aggressore. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso con una ferita superficiale alla schiena. Non è in pericolo di vita. Nel secondo caso, invece, l'episodio è avvenuto prima dell'accoltellamento del ragazzo pakistano. La vicenda appare più misteriosa. Un soggetto giovane, non nota l'età, si è recato al pronto soccorso a bordo di un taxi ed è stato ricoverato per una profonda ferita al torace che ha provocato una lesione a un polmone. Le sue condizioni sono apparse gravi, ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Continua, come scrive Giraldi, continuano gli episodi violenti in città. Odorico. Che dire, è qualcosa che preoccupa me personalmente, come mamma, come politica, come persona. E non è un periodo facile per noi. Adesso la soluzione diventa usare i comitati i vigili di quartiere. Io sono sempre dell'idea che era una vecchia idea ancora del primo governo Berlusconi ed è secondo me ancora valida, perché comunque pattugliando le strade si ha comunque un'idea un po' più presente della situazione, no? ma pattugliandole a piedi, non pattugliandole in auto, perché comunque sicuramente dopo andiamo qui ad aprire una pagina, manca il personale e via di seguito. Quello che mi lascia sempre un po' così perplessa è il fatto che siano sempre armati, cioè, forse bisognerebbe intervenire su questo, bisognerebbe fare in modo da poter controllarli e se hanno effettivamente armi, coltelli eccetera, requisirli e appunto dare un qualcosa, una multa, un qualche situazione, ti faccio fare lavori socialmente utili, non so, anche perché visto che prigioni, certe cose non hanno un grande impatto, ma magari se cominciano a fare qualcosa di utile oltre che stare lì a non far nulla tutto il giorno, forse
qualcosa cambia. Emerge. Però effettivamente tutti questi hanno sempre un coltello in mano, ecco, alla fine. Dopo capisco che per il loro percorso, il fatto di arrivare comunque non agevolmente nella nostra città, nel nostro paese o in Europa, la loro strada è densa di pericoli e quindi uno si sente più forte forse con un coltello. Però in realtà il coltello, violenza secondo me chiama violenza, come le armi, basta vedere negli Stati Uniti cosa succede, che ne girano ad ogni angolo, è una catena che bisogna interrompere e forse riuscire a intervenire facendo anche delle perquisizioni, non credo che siano così facili perché bisogna avere il motivo per perquisire una persona, però magari intervenire per fare in modo di poterlo fare e si elimina un po' di armi, forse si fa qualcosa. Può aiutare la situazione. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Gullotta, mi sente? Sì, prego. Sì, buongiorno, sono Oscar. Buongiorno al suo ospite. Rilassandomi al discorso che aveva fatto poc'anzi per quanto riguarda le strisce pedonali, alla circoscrizione e anche sulla app del comune avevo mandato una segnalazione per quel che concerne, se dottor Gullotta guarda le mail, di recente ho mandato 5 minuti fa un'email con 3 foto per quel che concerne le strisce pedonali nella fermata dopo il Ferdinandeo. Praticamente la prima fermata dopo il Ferdinandeo scendendo verso città lungo San Luigi. E avevo chiesto se c'era la possibilità di mettere le strisce pedonali, perché lì oltre che esserci dei condomini, delle case, ci sono anche persone, proprio questo, ci sono delle persone che vanno a fare jogging nella pineta e di conseguenza c'è un via vai notevole. Però non ho ricevuto risposta né da parte del comune, che ha preso in carico dandomi un numero perché hanno visionato la segnalazione, e neanche da parte della circoscrizione. Ecco, volevo chiedere alla sua gentile ospite se per cortesia poteva magari attivarsi a vedere la situazione com'è, a che punto si trova. Mi scusi, posso? Prego. E se vuole la faccio rispondere da Gullotta, le lascio il mio cellulare, così poi ne parliamo. E facciamo un sopralluogo, vengo di persona, va bene? Sì, ci possiamo mettere d'accordo. Se mi dà il permesso le faccio dare, va bene? Sì. Poi lei mi chiama e nei prossimi giorni ci vediamo. Sì, assolutamente. Va bene? Sì, sono d'accordo. Ancora una cosa volevo aggiungere per quanto riguardava appunto i lavori socialmente utili per quelli che delinquono. Nella fattispecie, nella notizia che ha letto poc'anzi di Trieste prima il dottor Gullotta, i lavori socialmente utili sì, si potrebbero fare, ma ci sono dei corsi da pagare, delle assicurazioni da fare, perché questi siano possibili, perché far fare a queste persone e a tutte le persone che svolgono lavori socialmente utili c'è una procedura, ed è una procedura normalmente a carico dell'ente. Nel caso, non lo so, comune, EMPA, o per nominarne alcuni, e quindi ci sono da spendere diversi soldi, per cui la vedo un po' difficile. Bisognerebbe trovare una soluzione alternativa ai lavori socialmente utili. Ecco, con questo chiudo, la ringrazio e ci risentiamo. Grazie, arrivederci. Ho già mandato la mail, Oscar, quindi la troverà tra poco. Vado avanti a leggere un'altra mail. Buongiorno, quando sarà effettuata l'asfaltatura completa di via Boegan, fortemente ammalorata anche a seguito di lavori e pericolosa specialmente per le 2 ruote, siamo in zona Longera, strada di Guardiella. Via Boegan mi sembra che però sì, allora sì, farò la segnalazione per anche via Boegan, mi prenderò nota. Sì. Altra mail, vi scrivo perché a Barcola, all'altezza del chiosco Blue Botto, dove c'è una scala per l'accesso al mare, lo scalino che è in acqua si muove, quindi non è sicuro, e poi ha un chiodo che si alza e si abbassa ed è estremamente pericoloso. Anche la balaustra
a destra, nel scendere si muove. Grazie, un saluto Graziella. Altre segnalazioni, in questo caso siamo a Barcola. Su questo io invito sempre anche a farsi parte attiva gli stessi cittadini nei confronti o della circoscrizione o degli assessorati competenti, in questo caso non so se sono i lavori pubblici, sì, mi viene da adesso pensare non che lo ricordo se sia segnalazione.strade o strade.segnalazione @comune.trieste.it dove si può inviare effettivamente segnalazioni di questo tipo. Abbiamo la vignetta di Marco Englaro di questa mattina che andiamo a vedere. Poi la sicurezza Muggia i gamesso di Stewart a Patugliar, non so che sei troppo mascolini, qua apriamo un capitolo piuttosto ampio, ampio, che se vuole affrontare Odorico non è che non c'è nessuna preclusione, vabbè, ci mancherebbe, insomma, però vedo che abbiamo una telefonata, quindi darei precedenza a chi ci contatta. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Prego. Allora, un paio di piatti di gnocchi. Allora vorrei che sotto la scritta si mettesse sempre chi è l'ospite e anche dal partito. Chi parla, chi interviene dovrebbe dire anche il partito di appartenenza, però sono tanti boccaloni che dicono le cose per far capire agli altri cosa devono fare. Invece se mettono lì cosa, solo praticamente sputtanerebbero il partito, tanto per dire. Un'altra cosa, mettiamo questi Stuart anche sul confine, dai, mettiamo la polizia locale anche a controllare in Piazza Libertà chi ha i documenti e chi non li ha, via subito. Avete lì non so quanti ragazzi minorenni che costano, per forza. Se pagate la retta a questi minorenni non potete fare i marciapiedi, non potete asfaltare le strade, eccetera, eccetera. Insomma, è un'altra cosa più importante. Possibile che Tajani sia sempre contrario a tutto quel che dice Salvini? Ma cambiatelo quello lì, che vi fa perdere un sacco di voti. Siete all'8%, cosa volete? È per forza. Tutti dicono, ma Tajani si dovrebbe, visto che l'hanno votato in tutti per fare il bene del paese, invece non fa ben niente. Dice sempre di no, questo no, l'altro no, questo no. È possibile che non sia mai coerente con Salvini. Salvini ha ridotto a 5.000 gli extracomunitari che arrivavano con le barche. Adesso invece è tutto libero. Perché non si mette anche lui a dire basta con questi extracomunitari che ci rovinano il paese, ci mangiano la terra sotto i piedi. Grazie, mandi. Prego Odorico, siamo in compagnia di Barbara Odorico, consigliera della sesta circoscrizione, vicepresidente della stessa di Forza Italia. Prego. Ecco, così siamo la chiarezza. Probabilmente l'abbiamo detto poche volte. Prego. Sì, allora, grazie. Ma do atto alla regia che la scritta che vedete ora è comparsa in più di un'occasione. Grazie a Guido Indri, regia, che ringrazio. Assolutamente sì. Prego, allora, un po' di chiarezza. Esiste una coalizione di centrodestra dove abbiamo Fratelli d'Italia, abbiamo la Lega e abbiamo Forza Italia, da me rappresentata in questo momento. Essendo tre partiti diversi, abbiamo visioni diverse su vari temi. Cosa ci unisce? Ci unisce comunque una visione simile delle cose. Certamente non sempre siamo d'accordo ed è una cosa normalissima perché non siamo un unico partito. Come un unico partito, qualche volta, quando sono i partiti grandi, quando la Forza Italia era grande, adesso Fratelli d'Italia è grande, anche al loro interno possono avere delle, delle correnti per cui uno pensa una cosa e l'altro pensa un'altra. Sì, certo. La stessa Forza Italia su certe tematiche non la pensiamo sempre allo stesso momento, però esiste il confronto. Il confronto significa che se ne parla insieme e si trova una via per governare la situazione nel miglior modo possibile, e questo sta succedendo nel governo
Meloni, succede in comune e succede anche in regione comunque, perché sono convinta che tutti e tre gli enti, ma succederebbe anche con il centro-sinistra, quando si è in una coalizione ogni partito porta avanti la sua idea e la sua ideologia. Certamente uno si scontra con qualcosa di diverso. Il discorso dei migranti non è che Salvini la vede in una maniera e Tajani la vede in una maniera opposta, semplicemente la gestione è un po' diversa, anche perché diciamo che Salvini qualche volta fa dei proclami difficili da attuare, noi invece tendenzialmente cerchiamo di dire le cose che si possono fare veramente. Quindi cerchiamo di non fare l'opposizione nel governo, perché se noi diciamo li mandiamo via tutti, blocchiamo i confini, diciamo una cosa che sappiamo già che non è possibile fare, perché bloccare i confini significa solo fare un muro come ha fatto Trump e vorrebbe fare avanti, ma non è praticabile in un'Europa aperta, in confini aperti. Bisogna utilizzare sistemi diversi. Questi poi sono gli scontri che possono avvenire. Poi ognuno forse riesce a percepire solo alcune notizie per come gli comoda, perché poi Salvini è ministro degli interni, se non sbaglio, quindi la gestione, no, ministro delle infrastrutture, dei trasporti. Quindi, era ministro infatti. E diciamo che comunque fa parte, vice premier, fa parte della compagine. Si parlano fra di loro, non è che non si parlano, non è che Tajani da una parte e Salvini dall'altra fanno baruffa per cosa. Ognuno cerca un po' di dare l'identità del partito che rappresenta, ed è giusto che sia così, perché io cittadino posso star più vicino a Tajani se non oppure a Salvini oppure alla Meloni, o indifferente, scelgo un altro rappresentante, ma è così, fa parte della politica ed è giusto che sia così, e si chiama dialogo, cioè tra l'altro è non essere d'accordo sempre su certi argomenti, fa parte del dialogo e dell'andare avanti nel crescere e nel migliorarsi, perché se non come un matrimonio, se marito e moglie non fanno baruffa, probabilmente non si parlano e quindi le cose vanno male. Invece bisogna anche ogni tanto così dialogare e cercare di scambiarsi le cose come si pensano, per poi trovare anche la soluzione bella, brutta, a metà strada, uno deve mollare da una parte, uno deve mollare, perché è così che si fanno le coalizioni, così si va avanti e così si fa il bene del paese. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Prego. Sì. Buongiorno, volevo rivolgere una segnalazione alle gentile ospite. Sì. Allora, anzi, per dire la verità, ce ne sono due nella stessa zona. Prego. Dunque, via dell'Eremo, diciamo, finisce o inizia, come da che parte, bisogna vedere da che parte si guarda, in via San Pasquale. Sì. Se noi prendiamo via dell'Eremo da via San Pasquale e scendiamo per circa 100 metri, troveremo sulla destra un muretto a secco che è pericolante, ma non è che parlo da tecnico, è in evidentemente pericolante, no? Perché in quanto è a secco. Poi se noi prendiamo via San Pasquale e andiamo in discesa, andiamo fino alla fine di via San Pasquale, alla fine troveremo un incrocio con via San Pasquale, via Marchesetti e via Pasquale Revoltella. La fermata, quella via lì, ha solo una striscia pedonale, che è quella di via Bergamino con via San Pasquale. Quando chi scende, ad esempio, la fermata della 22 e della 11, non ha possibilità di avere un attraversamento sicuro quale, diciamo, le strisce pedonali. Ecco, richiamo l'attenzione su questo. Grazie, buongiorno. Grazie, questo è il muretto? Questo può essere? Allora, queste sono immagini di Google di gennaio 2022, quindi non so se la situazione sia cambiata o meno. Penso che siamo bene o male nella zona della segnalazione, e poi insomma... Mentre invece l'attraversamento pedonale è molto più in basso, perché era... alla fine di via No, sempre via San Pasquale. Okay, perché via Bergamino, più giù, dove c'è la rotatoria, praticamente via Marchesetti, eccolo là. Così, sì, punto verde. Chiaro, questo qua. Là.
ecco qua. Lì c'è un attraversamento, però forse non era quello che diceva lo spettatore. C'è un attraversamento. Forse dall'altra parte non c'è. Qui c'è No, un verso attraversamento. Lì forse. Qui c'è un... Non c'è un attraversamento. Ma credo da valutare se è fattibile, forse perché c'è un incrocio è richiesto, anche, no? Esatto, è richiesto in virtù della presenza della fermata dell'autobus, quindi anche la necessità di raggiungere la stessa fermata. Le prime strisce pedonali utili sono segnalazione. Qui. Sì, sono molto lontane. Che sono in corrispondenza di, cosa via, Schiavoni questa? No, non mi ricordo quella lì, è quella piccola stretta. Beda, via Beda, via Schiavone più giù. Va bene, abbiamo bene o male mappato anche questa zona. Sì. Leggo una mail, arrivo subito alla telefonata. Ormai la scia di sangue, violenza e risse, soprattutto di stranieri, non si ferma. Mi viene da pensare a quando nel 2020 ci sono stati fatti di emergenza al pomeriggio e alla sera, bloccando i cittadini a casa con controlli a tappeto delle forze dell'ordine durante il Covid, in pratica, con cinofili, elicotteri, multe da 400 euro anche solo per essersi seduti sulla panchina in attesa di entrare in farmacia. Direi che oggi, per tutelare la sicurezza dei cittadini, ci vorrebbe la stessa forza, lo stesso impegno che sono stati usati nel 2020 e 2021. Diciamo che ci sono stati un po' due pesi, due misure, questo va anche detto, e c'è stata una situazione emergenziale gestita anche senza conoscere bene le situazioni, ma questo non è una scusa. No, ma anzi, in realtà insomma, il discorso dei poliziotti di quartiere ci sta benissimo con quello che dicevo Un'altra prima. mail dice: un doveroso ringraziamento al Bomber Lescano per la scorsa stagione, 16 reti non sono poche in Serie C, avanti Unione, assolutamente. Bomber Lescano che ormai è un passo dall'andare in Sicilia a Trapani, a meno che non abbiano firmato in queste ore o perso traccia. Adesso la Triestina sta cercando di chiudere per Crollis per avere un attaccante nella sua rosa. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei lei. e la sua ospite. Prego. L'altro giorno c'era Stabile Sì. che ha detto dei lavori che stanno facendo nella farmacia comunale dietro il tram di Ozzina. Sì. Allora, aveva per 2 o 3 volte, prima ho detto ha sbagliato, forse si è confuso, ha detto che è l'unica farmacia comunale a Trieste. Faccio presente che all'inizio del viale 20 settembre c'è la farmacia Al Camello, che è una farmacia comunale e che mi ha molto aiutato durante il lockdown per l'ossigenoterapia di mio marito, per i certificati di vaccinazione del Covid. C'erano e ci sono delle persone molto valide. Volevo salutare soprattutto e ringraziare Valentina e tutte le altre, quelle che sono andate in pensione nel frattempo e quelle nuove, perché è una farmacia che io vado sempre, anche se è più lontana da altre farmacie. Volevo dire una cosa alla sua ospite. Prego. Io non discuto su quello che ha detto, che il centrodestra è unito in certi momenti, però devo dirle che sono rimasta molto, ma molto basita sul voto di Forza Italia alle europee per l'elezione della Ursula. Grazie. Grazie. Vuole fare un commento su questa diciamo che ultima... apriremo un qualcosa di uno molto scenario complesso. molto, sì. Diciamo giusto banalmente, le dinamiche europee sono diverse da quelle italiane. Bisogna ricordarsi che la destra è stata così sdoganata all'epoca proprio da Berlusconi con l'accordo con Gianfranco Fini, altrimenti probabilmente sarebbe stata difficilmente portata al governo. Il discorso invece dell'Europa ha delle dinamiche molto diverse perché i raggruppamenti sono molto diversi. Noi come Forza Italia facciamo parte del PPE, siamo parte di un gruppo, è come se, sono assolutamente dinamiche, quindi noi un po' seguiamo quello che il nostro gruppo ci fa intendere, ci fa lavorare. La linea guida. Sì. Voglio dire, durante le elezioni non è che noi l'abbiamo nascosto, noi l'abbiamo detto chiaramente che Forza Italia fa parte del PPE, noi siamo quelli comunque che hanno un modo di contare in maniera diversa perché facciamo comunque parte del gruppo più o meno abbastanza forte nell'Europa. Quindi in realtà il fatto di aver votato coerentemente col gruppo non toglie il fatto che non siamo d'accordo
diciamo in Europa rispetto all'Italia. Sto cercando di sintetizzare, ma Chiaro. è molto molto complesso e lungo questo discorso, però diciamo la motivazione è questa: si fa parte di gruppi diversi perché sono dinamiche diverse di lavoro. Dobbiamo chiudere qui questa parte dedicata al primo ospite. Ringrazio Barbara Odorico che è stata con noi questa mattina. Grazie, Buona grazie a giornata voi e buon tutti, lavoro. grazie. Pubblicità e ci rivediamo tra poco. Compagnia del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Giovanni Barbo. Ben trovato Barbo. Buongiorno a tutti. Allora, approfitto di questa pagina del Piccolo di oggi che riporta l'articolo di Laura Tonero: dalle piscine all'ex Corda di San Vito, i grandi progetti per lo sport in città. Sono i project financing che sono stati rimpolpati attraverso i fondi regionali ai comuni di Trieste e Muggia per rifacimento della piscina di San Giovanni nei punti di cui ha necessità, gli interventi alla Bianchi per la copertura della piscina esterna, la trasformazione dell'ex fabbrica macchine e la nascita del centro sportivo della Triestina a Muggia dietro al Monte d'Oro. Project financing che a Trieste hanno già avuto la propria storia con il campus di Via Locchi, proprio con l'imprenditore Summer, con il centro congressi, insomma ci sono già degli esempi. È uno strumento secondo lei utile, valido, abusato, da rivedere, da promuovere? Che giudizio ne dà? Ma allora, diciamo che il rapporto con la collaborazione con il privato è sicuramente utile perché il pubblico non può far fronte a tutto. È sicuramente però è uno strumento decisamente abusato da questa giunta. Vabbè, adesso diciamo che presto dovrebbe approdare in aula la delibera sul Porto Vecchio, che è diciamo, l'esempio massimo di questo abuso. E di recente, nell'ultimo passaggio di bilancio, c'è stata l'evidenza di come anche sulle situazioni diciamo un po' più contenute manchi un po' sostanzialmente non solo l'intervento ma anche la regia pubblica, nel senso che sembra di essere un po' in balia del privato che meritoriamente interviene, meritoriamente, ma ovviamente anche con il legittimo interesse poi di rientrare dall'investimento. Per cui venerdì in bilancio sono passati un altro 1,3 milioni di soldi pubblici su via Frausin, un altro 1,5 milioni su via Locchi, sempre di soldi pubblici, e 4 milioni per la riqualificazione della piscina di San Giovanni, rispetto al quale c'è un grosso mistero in questo momento, nel senso che ad oggi la piscina è gestita dalla Pallanuoto Trieste, non si capisce, non ci sono stati dati gli elementi per capire qual è l'ipotesi di gestione futura, dato appunto questo project financing che prevede 3 milioni e 200 mila euro di contributi regionali e 800 mila euro del comune. Quindi bene che ci siano i privati che investono, tuttavia il pubblico dovrebbe avere un ruolo di regia maggiore e ci dovrebbe essere, dal mio punto di vista, una maggiore anche trasparenza rispetto a quello che poi è l'ipotesi di gestione dei vari impianti che si vanno a ristrutturare. Anche come tempistica, dice? Sulla tempistica diciamo che per quanto riguarda i lavori pubblici è come sparare sulla Croce Rossa, per cui non dico niente. Ecco, per fortuna quando c'è di mezzo il privato le cose vanno un po' più rapidamente, però ecco, se c'è una cosa sulla quale questa amministrazione ha pesantemente fallito, visti anche i precedenti di Piazza che invece ne faceva un vanto, è proprio la gestione dei lavori pubblici. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno.
Io volevo sapere qualcosa, cosa farete quando è sul campo Ferrini in Ponziana, perché il campo di Ponziana è tutto morto chiaramente, ma ci sono anche tanti extracomunitari, tante persone che fanno casino lì. Se succede qualcosa, perché lì giocano anche a pallone, ma crolla qualcosa addosso a qualcuno, io non so cosa succede e non so cosa aspettate a farlo, a prendere qualche decisione. Grazie, buongiorno. Grazie. Campo Ferrini effettivamente era oggetto di una ipotesi di centro sportivo della Triestina quando c'era la proprietà di Mauro Milanese, di Biasin meglio dire, poi l'amministratore unico milanese, poi il tutto era sfumato proprio con la prematura scomparsa dell'ex presidente della Triestina Biasin e si è deciso con questa nuova proprietà americana di puntare invece su Muggia e sul dietro Montedoro per la realizzazione del centro sportivo. Su quel campo di Ponziana, il Ferrini, dovrebbe esserci il progetto, se non sbaglio, vado a memoria sulle ultime indicazioni che mi aveva dato l'assessore Lodi, un progetto per rimettere a posto il campo e poi la gestione sarà da vedere con le eventuali società che si faranno avanti per poter proprio intervenire a gestirlo e quindi mettere le proprie squadre nelle condizioni di avere un campo da gioco. Anche in questo caso, Barbo, sulle tempistiche non ho nota su come stia andando questo iter di progetto. No, neanch'io, sì, sottolineo che io sono all'opposizione, per cui non decido io cosa fare del Ferrini. Sicuramente è uno degli esempi di cattiva gestione, nel senso che ricordo che anni fa appunto c'erano diverse società che avevano manifestato l'interesse, si è inserita e c'erano state delle perplessità anche allora la Triestina ed è una delle vicende nelle quali sostanzialmente la Triestina è stata presa un po' a pretesto per cercare da parte dei singoli assessori della Giunta di avere un po' di visibilità. Spero che ciò non sia anche il caso di Montedoro, spero che lì effettivamente le cose vadano avanti, perché fin qui l'esempio poi anche della gestione dello Stadio Rocco è lampante. Quando si parla di Triestina ci sono tutti gli assessori in prima fila quando bisogna fare le inaugurazioni o presentare la squadra all'inizio della stagione, dopodiché se ci sono delle partite un po' complicate da gestire, non si vede l'ora di gettare le responsabilità su un altro assessore. Magari l'altro anno è successo con l'assessore Rossi, vediamo cosa succede adesso. Spero nulla, nel senso che spero che finalmente il campo tenga e spero che anche per quanto riguarda il centro sportivo si vada verso una soluzione e che per quanto riguarda il Ferrini si trovi una destinazione, un gestore, diciamo, in grado di gestirlo appunto nella maniera più corretta ed efficiente possibile. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, volevo solo dire una critica. Si parla molto di centri sportivi di non so quanto che servono a Trieste, va bene, però purtroppo si sono dimenticati degli anziani. Tutte queste case di riposo per gli anziani non tutti possono andare, sono prezzi pazzeschi e la gente anziana che ha patologie e non è aiutato da nessuno muoiono da soli come cani. Volevo dire, perché si deve buttare giù la scuola Pavan invece che fare un bel centro per gli anziani pagato dal comune, visto che paghiamo per tutti gli extracomunitari, un bel centro per gli anziani con prezzi ragionevoli che possano pagare questa gente povera?
Perché non si parla di questo? Avevamo l'istituto che era proprio per i poveri, adesso è un centro di lusso diventato. Ma che anziano può pagare quasi 3.000 euro? Perché non discutete e non fate una battaglia anche per queste cose? Perché anche i vostri genitori purtroppo un giorno avranno bisogno, speriamo di no. Però, signori, non parliamo solo di centri sportivi, parliamo anche di cose umane. Questo sto dicendo. Grazie. Vi ringrazio. A lei, cosa ne pensa, Barbo? Sicuramente il tema delle rette delle case di riposo è un tema che è arrivato in Consiglio, del quale abbiamo discusso. Ancora una volta sottolineo che, ahimè, siamo in opposizione, per cui non decidiamo noi, ma il tema che pone la spettatrice è sicuramente un tema rilevante, perché appunto ci sono stati dei rincari collegati sostanzialmente, o almeno così è stato motivato, all'inflazione, però sta di fatto che appunto c'è una fetta di popolazione che di fatto non può accedere a quel tipo delle strutture, e la situazione è aggravata dalla situazione in cui versa la sanità regionale, per cui diciamo che anche le alternative in termini di domiciliarità non sono adeguate a quella che è la domanda. Quindi dopo si crea questo tipo di difficoltà. Sì. Dobbiamo andare in pubblicità, breve interruzione, ci vediamo tra qualche minuto. Riprendiamo la trasmissione sempre in compagnia di Giovanni Barbo del Partito Democratico, capogruppo in Consiglio Comunale. Una mail di Paolo Radivo riporta che nella pineta di Cattinara venerdì scorso 6 o 7 pini e alcuni rami di una roverella sono stati tagliati, segati in più parti e lasciati sull'erba. Erano tutti pericolanti, si domanda malati, perché la SUGI ha agito proprio ora con il caldo torrido, ha verificato se non ospitavano nidi di uccelli protetti per legge. Da alcuni anni la pineta sta venendo sfoltita pezzo dopo pezzo in attesa della sua totale distruzione, momentaneamente rinviata. Una situazione che anche il Partito Democratico aveva accolto, quella dello stop all'abbattimento della pineta per la realizzazione poi di quello che sarà l'ampliamento del polo ospedaliero, e che Paolo Radivo invece evidenzia puntualmente in ogni singolo albero. Ma sì, là secondo me il discorso da fare è un po' più articolato e va molto indietro ai tempi dei cantieri della grande viabilità, del cantiere della grande viabilità. Da allora i residenti di Cattinara sostanzialmente hanno sofferto una serie di disagi, prima legati al cantiere, poi legati al fatto che gli spazi verdi che erano stati promessi come compensazione dall'allora già sindaco di Piazza, parlo nello specifico di quello spazio che è di fronte, per capirci, più o meno di fronte al supermercato vicino a Cattinara, ora Coop. Posso dirlo? Sì. Ora Coop? O è una pubblicità? No, ormai l'ha detto. Ormai l'ho detto. E non sapevo come spiegare, insomma, specialmente lì di fronte era stato promesso uno spazio verde che non è mai stato fatto. E il tema della pineta si lega, secondo me, al tema appunto delle cosiddette compensazioni collegate prima appunto al cantiere della grande viabilità, ora al cantiere dell'ospedale. E noi continuiamo a sottolineare il fatto che prima o contestualmente ai lavori devono essere realizzati altri spazi verdi. Abbiamo sostenuto per anni che l'abbattimento della pineta non era necessario, anche all'interno di quel progetto si potevano trovare del progetto di trasferimento del Burlo a Cattinara e di ampliamento di Cattinara, si potevano trovare altre soluzioni che non prevedevano l'abbattimento della pineta, per cui io non metto insieme il discorso
salviamo la pineta, non trasferiamo il burlo, ma dico che dal punto di vista progettuale l'abbattimento della pineta era assolutamente evitabile e onestamente a tutt'oggi non capisco il perché ci si è ostinati ad andare su quella soluzione. In più appunto c'è l'aggravante del fatto che queste compensazioni alla cittadinanza dal punto di vista degli spazi verdi non si vedono, dei spazi verdi attrezzati ovviamente. Le leggo altre mail. Una scrive: come mai nessun comitato per il centro sportivo della Triestina Montedoro, che un intero bosco verrà distrutto, sta protestando? Probabilmente non ci saranno case, scrive Mauro. C'è da rilevare, ecco, la battaglia in tal senso del consigliere di Muggia Fogar, Maurizio, in opposizione, che su questo insomma è abbastanza battagliero. Poi sì, devo dire che il territorio su cui insiste il progetto non lo conosco nello specifico, per cui diciamo che è una cosa che va sicuramente verificata, sicuramente i miei colleghi di Muggia la stanno tenendo d'occhio e vale la pena assolutamente fare gli approfondimenti del caso. Un'altra mail dice: chiedere a Barbo è come chiedere all'oste, distinguere le spese non è vietato ma vera informazione. Il solo progetto pubblico-privato dei citati è quello di Summer, scrive Fabio. Allora, il progetto di Summer è l'unico che è partito. Quello del Trieste Campus. Sì, del Trieste Campus di Vielocchi. Però appunto noi venerdì abbiamo fatto un assestamento di bilancio in cui le poste del comune per project financing erano quelle che ho detto prima, per cui, ripeto, 1,5 milioni circa ulteriori per il Trieste Campus, 1,3 milioni su via Frausin e 4 milioni sulla riqualificazione della piscina di San Giovanni. Leggo un'altra mail, dice: mi chiedo al consigliere del Partito Democratico come mai negli anni la sinistra non ha mai chiesto di dedicare un'area nel piano regolatore regionale e comunale a case o casette popolari tra Trebbiciano e Basovizza. Inutile costruire alveari come Melara, Casa dei Puffi eccetera, progetti falliti già sul nascere. Almeno che una parte della sinistra non abbia paura che in Carso arrivino i triestini, come si è ben visto anche durante il Covid, scrive Giampaolo. Non abbiamo nessun tipo di paura, adesso nel dettaglio non so a che area si riferisca di preciso. Io ho letto, credo non più tardi di ieri, una statistica che parlava addirittura di 25.000 appartamenti sfitti, sì. Quindi forse il tema è che bisognerebbe essere più capaci di andare a recuperare quello che è già il patrimonio immobiliare già esistente, perché ritengo che di quei 25.000 quasi la metà, se non ricordo male, sono dell'Atter, per cui onestamente forse il problema è lì. Un'altra mail invece dice: ormai è sotto gli occhi di tutti che sempre con più frequenza a Trieste si consumano aggressioni, risse tra bande rivali e accoltellamenti. Lo spaccio di droga è alla luce del sole. Perché accade tutto questo e perché con sempre maggior frequenza? Si domanda un telespettatore. Abbiamo letto prima la notizia di questo ennesimo accoltellamento, la rivediamo questa volta dal sito del Piccolo. Rissa al molo Udace tra stranieri, un ragazzo soccorso vicino alla questura, 2 medicati in pronto soccorso. La tesi è la stessa: l'aggressione da parte di un gruppo vicino al molo Udace a trovare il ragazzo quasi privo di sensi con una profonda ferita alla schiena alla polizia. Questo è successo la scorsa notte. Ma qui c'è una cronaca, qui i problemi sono diversi, anche qui insomma in 2 minuti è un po' difficile sintetizzare. Comunque c'è una cronica mancanza di personale di forze dell'ordine rispetto alla quale sono state fatte mozioni da una parte e dall'altra, dal centro-destra e dal centro-sinistra. La differenza è che il centro-destra in campagna elettorale ha fatto grandi proclami ma ha portato a casa ben poco, e c'è poi un tema legato al fatto che o ci si mette nella testa che bisogna lavorare in maniera più capillare su quella che è anche l'integrazione delle persone, o altrimenti se si va semplicemente sulla gestione della sicurezza senza, tra virgolette, nessun tipo di
prevenzione, se combiniamo appunto questo alla mancanza di personale, è evidente che non ci sono abbastanza agenti per gestire tutte le situazioni di potenziale pericolo che possono esserci in città, a Trieste come nelle altre città. Le volevo far vedere, cambio diciamo argomento, questo inserto di oggi del Piccolo che parla di turismo, l'industria delle vacanze, turismo e capacità di spesa, nord-est fanalino di coda, eccolo là l'articolo, ed è dell'inserto nord-est economia, ma mi ha fatto specie con questo appendice, troppi arrivi creano danni ai territori, il settore ha caratteristiche che si riflettono prima di tutto in termini di crescita della produttività e di qualità del lavoro, il turismo segnala un'ampia letteratura, favorisce la rendita, offre lavori poco qualificati, più precari rispetto alla media e spesso mal retribuiti, soprattutto rischia di peggiorare sensibilmente la vita delle città investite dai flussi. Si fanno l'esempio di città come Venezia, Firenze e Roma, citate a livello internazionale come esempi, in negativo di un rapporto deteriorato fra turisti e residenti. E mi fermo qui. Ora, le domando, c'è questo rischio che anche Trieste diventi una sorta di città che abbiamo già visto ha una vocazione turistica in crescita, ma che poi andrà a creare una difficile convivenza, non voglio dire un disequilibrio, perché insomma non bisogna parlarne in termini allarmistici, ma una difficile convivenza tra quelli che sono i servizi che legittimamente bisogna offrire a un turista, perché altrimenti poi il turista viene, vede che non ci sono servizi, va via o ne parla male della città e ne fa una cattiva pubblicità. Dall'altro però la consueta quotidianità dei residenti. C'è questo rischio e se sì, come si fa a in qualche modo intervenire, secondo lei? Ma c'è assolutamente questo rischio, nel senso che per me, cioè il fatto che negli ultimi anni Trieste sia diventata una meta turistica sempre più apprezzata e sempre più visitata è un fatto positivo. Però la politica ha il dovere di gestire questa situazione, non di subirla passivamente o di, diciamo, magnificarne i numeri e mettere sotto il tappettino quelli che sono poi per il momento i disagi per i residenti correlati e sul lungo termine appunto quello di cui immagino parli l'articolo che non ho ancora letto, e che riguarda proprio appunto l'equilibrio di quello che è lo sviluppo della città. Il turismo va gestito nel senso che non è l'assessore al turismo che si occupa del turismo, deve essere tutta la giunta che si occupa di quelli che sono i riflessi del turismo, da quelli più evidenti che sono legati per esempio alla viabilità, alla situazione dei parcheggi, a quelli che riguardano anche appunto lo sviluppo delle aree e la tenuta delle attività economiche che insistono in quelle aree, nel senso che se mi si spiega che il grande fatto positivo del trasferimento della regione in Portovecchio è che si libereranno dei palazzi su cui potranno essere fatti degli appartamenti perché è pieno di stranieri che vogliono investire su Trieste, significa che non si è capito niente proprio di questa cosa, nel senso che un conto è avere dei palazzi che sono vissuti, che siano vissuti da uffici, che siano vissuti da persone che risiedono sul territorio. Un altro è avere dei palazzi che sono usati, tra virgolette, come seconde case o come appoggio per i turisti. Lo sviluppo del commercio lì intorno ne risente pesantemente, per cui è un ragionamento che va fatto dal mio punto di vista e che non si sta facendo, nel senso che si continuano a sottolineare i numeri dei turisti che arrivano, ma non si considera tutta una serie di aspetti correlati. Penso anche, per fare un altro esempio, all'aspetto di tipo ambientale che è collegato alla presenza delle crociere, che viene totalmente ignorato dal mio punto di vista, nel senso del fatto che inquinano. Del fatto che inquinano dal punto di vista dell'aria e del rumore onestamente non sento questi temi al centro del dibattito, sento soltanto diciamo
evidenziare il pieno degli hotel, il pieno dei ristoranti, ma tutto il ragionamento che andrebbe fatto per capire come viene gestita questa situazione, dal mio punto di vista è totalmente assente e in maniera anche preoccupante, con il paradosso poi, tornando a quello che abbiamo citato prima, che appunto si sottolineano le presenze. L'unico diciamo, dato positivo che questa giunta porta a più riprese è quello del turismo, salvo poi mettere l'assessore del turismo sotto torchio, per cui anche questo diciamo, fa sorridere. Tutti gli altri problemi che sono collegati alle presenze dei turisti e di cui dovrebbero occuparsi i colleghi di giunta non vengono affrontati. Andiamo in pubblicità, l'ultima di questa mattina, e ci rivediamo tra poco. Riprendiamo la diretta in compagnia di Giovanni Barbo del Partito Democratico, il capogruppo in Consiglio Comunale. Allora, le faccio un'altra domanda sul turismo, poi casomai cambiamo anche argomento, anzi facciamo una cosa, vediamo se ci sono mail infatti. Buongiorno, Capodistria di Vaccia, 8 km da noi, stiamo assistendo a uno disboscamento lungo 20 km e nessuno fiata, a Cattinara per 300 metri assistiamo a una rivoluzione, anche questo purtroppo è sciacallaggio politico, scrive Lucio. Buona giornata Lucio. Altra mail, nel titolo citato non si nominano i progetti indicati da Barbo, solito metodo critica e nulla più, solo contrapposizione politica, nello sparlare senza costrutto né analisi corrette. È il telespettatore di prima che aveva parlato dei project financing, che al momento sono in piedi, quelli che abbiamo letto poco fa, poi se ce ne sono altri, c'è quello di via Frausin, no? Diciamo che non sono, allora l'unico che è partito è l'altro, ma gli stanziamenti di bilancio ci sono, cioè, se volete vi mando poi l'evidenza nell'allegato alla delibera, per cui onestamente non capisco questa polemica, anche perché, ripeto, io non ho una posizione pregiudizialmente contraria al project financing, dico semplicemente che il Comune dovrebbe avere un ruolo di regia e che invece in questa fase sembra non avere. Volevo domandare, sempre tornando al turismo, visto che ne abbiamo parlato poco fa, se da un lato, come lei evidenziava, ci sono degli aspetti negativi che forse non vengono neanche così tanto affrontati, dall'altro però ci sono ricadute positive anche da un termini economici che comunque poi in qualche modo riverberano in particolare nel centro storico, perché fondamentalmente è così, e anche a titolo di immagine della città. Dire di no alle navi da crociera o dire di no a un turismo così importante non comporterebbe comunque dei rischi maggiori rispetto al non averlo? Sì, ma infatti io non dico che bisogna dire di no, io dico che bisogna gestirlo. Per esempio, facendo l'esempio delle navi da crociera, è evidente che non sta scritto da nessuna parte che debbano arrivare in stazione marittima, magari potrebbero arrivare in un futuro in Porto Vecchio. Questo per dire un esempio. Sì. Per cui non dico che non sia positivo, anzi, ripeto, sono sicuramente più gli aspetti positivi di quelli negativi, però a lungo termine, se questa situazione non viene gestita e non viene affrontata appunto non come una situazione che riguarda solo il settore, ma che ha un impatto su tutto quello che è il pensiero rispetto allo sviluppo della città, si rischia che alla fine i disagi siano maggiori di quelli che sono i benefici. Quelli che possiamo vedere come i disagi, chiamiamoli disagi, almeno i nodi più quotidiani sono il traffico e la mancanza di parcheggi. Sì, ma anche il prezzo delle case è legato allo stesso discorso, e per questo sentire il sindaco in particolare che magnifica il fatto che si svuotino dei palazzi in centro, così possono arrivare degli investitori, posto che sappiamo tutti, penso,
immagino lo sappia anche lui, che non andrà a comprare una casa in centro una persona che ha un reddito medio-basso, perché purtroppo non se la può permettere con i prezzi che ci sono oggi. Significa che e con i salari che ci sono oggi, significa che quelle case diventeranno seconde case, che quindi saranno vuote buona parte dell'anno, che quindi gli esercizi commerciali che ci sono intorno chiuderanno, così come hanno chiuso per esempio tanti bar e ristoranti in periodo Covid e subito dopo, perché alcune grandi aziende legittimamente hanno cominciato a utilizzare in maniera diciamo molto più intensa lo smart working, si sono svuotati gli uffici, si sono chiusi gli esercizi intorno, insomma è una cosa direi abbastanza evidente per chi frequenta il centro cittadino, per cui ecco, ci sono tutta una serie di aspetti che sono legati alla presenza dei turisti, che ripeto è positiva se viene gestita correttamente, se invece viene utilizzata quando serve per sventolare un bel numero e dopodiché ci si dimentica di tutto, è un po' un rischio, perché appunto non si capisce. Se poi mettiamo accanto a questo, allarghiamo il discorso per quanto riguarda l'economia e l'occupazione in città e pensiamo alle tante crisi industriali che ci sono state in questi anni e pensiamo al fatto che era sottolineato, mi pare, nell'incipit dell'articolo, del fatto che molti dei lavoratori del settore che lavora di più col turismo sono lavoratori precari sostanzialmente. Non entro sul tema delle retribuzioni, perché su quello ho diciamo, informazioni di tipo diverso, però ecco, sicuramente è un tipo di lavoro precario, per cui diciamo che c'è un ragionamento da fare complessivo e non lo vedo. Ecco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Parla con me. Sì, prego. Ah, buongiorno. Mi scusi, può avere un momento di pazienza se le devo spiegare una cosa? Prego, ci dica. Guardi, io le premetto subito che con me deve avere un po' di pazienza, perché io vado per i 95 anni e su certe cose ci capisco, questi email, questa roba, guardi, io non mi vergogno a dirlo, ma io non capisco niente. Ho tentato diverse volte di parlare con voi per una questione che ci riguarda qua, tutti quanti del rione, ma non riuscivo mai a chiamare la linea. Oggi è successo il miracolo, ecco, e allora sono riuscita a parlare con qualcuno, però deve avere, io adesso le spiegherò cosa succede, e se lei è così gentile di ascoltarmi, e se potete, per favore, se potete aiutarci in qualche maniera. Se possibile. Ci dica, ci racconti. Sì, grazie. Prego. Senta, io sono una condomina dell'Ater. Io sono una condomina dell'Ater. Io abito qua dal 1959. Ecco, allora l'Ater ci amministra naturalmente, però oltre ad amministrarci di noi se ne frega altamente, perché abbiamo una questione con la ditta, quella che dovrebbe prendersi la gestione delle nostre aree verdi, però abbiamo telefonato innumerevoli volte, non ci danno ascolto nel modo più assoluto. Questo non è una gestione. In tanti anni che io abito qua, circa 64, guardi, io ho tanti anni ma la testa mi funziona, sa, ringraziando Dio. E da tanti anni che io abito qua non abbiamo mai chiesto niente, abbiamo sempre fatto da sé, hanno mandato sempre le ditte per le pulizie delle ali verdi, qualcuno faceva bene, qualcuno faceva male, ma insomma tutto sommato avevamo tutto. No? Adesso
c'è un po' di tempo a questa parte che sono ormai 1 anno e mezzo, anche 2 probabilmente, che non si vede più assolutamente nessuno. Però questa ditta assunta da Later ha messo nei nostri stabili come si dice, dei prospetti di quello che devono fare, no? Sì. E su questi prospetti c'è tutto specificato, i giorni che devono venire, gli orari di lavoro, quello che devono fare in un certo periodo, tutto quanto. Però di tutto questo non è stato fatto niente nel modo più assoluto già da diverso tempo. Signora, in che zona parliamo? Allora parliamo di San Sabba, della via Ruggero Leon Cavallo. Ok. Adesso io le spiego solo lievemente, perché io mi sono fatta fare le copie di quei prospetti che loro hanno messo dentro ai nostri stabili, no? Sì. E allora io volevo mandarli a voi nella vostra sede centrale per lettera raccomandata, per spiegarvi meglio, per non farvi perdere tempo. Però in poche parole le dirò questo. Guardi, loro dovrebbero intervenire, ci sono qua le fasce orarie per l'esecuzione dei servizi. Sì. Loro dovrebbero lavorare quando devono venire dalle 8 alle 17, che questo assolutamente non si vedono né loro né niente. Adesso nel giro di 1 anno e mezzo è venuta un giorno solo una persona che ha solo segato un po' d'erba su un terrapieno, in tempo di 20 minuti se n'è andata e dopo non si è visto più nessuno. Quindi in pratica tutta la zona che Adesso entro il 31 di luglio dovevano venire a sagomare le siepi. Ormai le siepi sono talmente alte, più della gente, più degli uomini, e in qualche posto si ricongiungono. Non possiamo neanche più camminare. Allora signora, io ho preso... Nel nostro parco c'è un immondezzaio, i tombini che raccoglievano le acque piovane non si vedono più, perché sono talmente coperti di sporcizia che quando piove qua succede un disastro. Ok. Abbiamo telefonato diverse volte all'APE, ci hanno promesso, guardi, non più tardi di 15 giorni fa, vedrà signora, mi ha detto che entro il 30 di luglio sarà fatto tutto. Non è stato fatto assolutamente niente. Signora, mi scusi se la interrompo, perché abbiamo, diciamo, un tempo da rispettare. Io mi sono preso nota di tutto ciò che ha detto, delle problematiche della zona, degli orari, di ciò che manca e di ciò che non è stato fatto. Vediamo di parlare con chi può aiutarci, sperando in una veloce ed efficace risoluzione. Non si può promettere niente, perché i miracoli li faceva una persona sola e non si vede più da 2024 anni, e quindi ci proviamo. La ringrazio, la saluto, anche per dare spazio eventualmente agli altri, non per come dire, sminuire il suo intervento, ma insomma è stata anche molto chiara in quelle che sono le problematiche. Mi rivolgo a lei, Barbo, se anche come opposizione si può sollecitare in qualche modo l'Ater o il sindaco affinché si faccia qualcosa. Sì, lo possiamo fare, lo faremo. Bene. Speriamo anche poi di avere delle risposte soddisfacenti. Una mail dice: buongiorno, questo signore che parla di integrazione intende dare lavoro, case, sanità, tutto gratuito a questi clandestini. Voi di sinistra dite sempre lo stesso, volete dare voi il buon esempio mantenendoli con i vostri soldi. Questi sono delinquenti che andrebbero rispediti al loro paese, altro che integrazione, scrive Loredana. Torniamo a parlare del tema dell'immigrazione, rotta balcanica, eccetera. Ma allora, io ho fatto un discorso in realtà un po' più articolato, non so di che delinquenti parli la signora.
io sostanzialmente dico che siccome è evidente che c'è un problema di integrazione delle persone che arrivano e siccome queste persone continuano ad arrivare, non è pensabile che la situazione si possa gestire come un semplice problema, come un solo problema di sicurezza, perché non è questo, e perché le risorse in termini di forze dell'ordine che ci sono oggi per gestire la sicurezza sono insufficienti. Sono insufficienti non perché ci sono gli stranieri cattivi, ma sono insufficienti perché ci sono una serie di situazioni che riguardano i cittadini, diciamo, di qualunque nazionalità. Per cui se accanto alla gestione con le forze dell'ordine della sicurezza non si mette in campo qualcos'altro che consenta di, diciamo, attenuare quello che è l'impatto di persone che hanno delle abitudini di vita chiaramente diverse dalle nostre sulla nostra società, questo tema rimane irrisolto. E io temo che ci sia una parte della destra che vuole che rimanga irrisolto, perché così lo può sventolare ad ogni campagna elettorale, perché ricordo alla telespettatrice che a livello nazionale, regionale e comunale non governa la sinistra cattiva, ma governa il centrodestra, per cui io tutta questa capacità di gestione della sicurezza che è stata sbandierata in campagna elettorale non la vedo. Per cui, ecco, forse diciamo che le osservazioni che fa andrebbero indirizzate ai partiti che la signora ha sostenuto alle ultime elezioni. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Non credo ci sia nessuno in linea, o se c'è qualcuno non se ne è neanche accorto. Allora, andiamo avanti e volevo domandare, Barbo... Pronto, buongiorno, spero mi sentiate perché a me va e viene la voce. Prego, ci dica. Volevo dire... Sì, pronto, mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto nella telefonata precedente volevo dire alla signora, io sono quella di Via Puschi che aveva chiamato, avevate fatto il servizio sul verde, non so se si ricorda. Sì, ricordo. Che questo succede perché ho parlato con gli operai che tagliano l'erba perché c'è una mancanza di personale, prima cosa. Ecco, sì, ho detto che c'è una mancanza di personale, mi hanno detto proprio gli operai che tagliano l'erba. Io spero mi sentiate perché a me il telefono va e viene. Sì, sentiamo benissimo. Poi volevo dire un'altra cosa, che ho telefonato più per quello che per altro. Perché non viene presa in considerazione la canapa che assorbe, un ettaro di canapa assorbe dalle 9 alle 15 tonnellate di CO2? E ci parlano di queste case green quando le soluzioni sarebbero molto meno costose per noi. Non capisco perché nessuno ci parla della canapa. Questa è una domanda che faccio a voi perché penso che sia una cosa abbastanza risaputa. Ok. Bene, allora grazie della sua telefonata. Non conoscevo onestamente, chiedo scusa e manifesto la mia ignoranza riguardo alla capacità della canapa, di questa pianta, di poter assorbire tanto inquinamento, al netto però del fatto che già anni fa con i problemi dell'inquinamento dei giardini si era avviato il cosiddetto fitorimedio, cioè piantare quelle specie che riescono ad assorbire l'inquinamento del sottosuolo per ripulire, fra virgolette, dico ripulire, l'inquinamento che si era verificato, e parlo di Piazzale Rosmini. Sì, mi ricordo. Sì, appunto un aspetto tecnico, scientifico che non conosco onestamente, non so quale sia il rimedio più efficace, proverò così a livello personale anche a provare ad approfondire la questione della canapa. Onestamente, ripeto, era un tema che non conosco. Sul fatto poi che manchi personale per tutta una serie di lavori è vero ed è indicativo di come appunto in particolare su certe professionalità ci sia una difficoltà oggettiva, ma insomma anche
i ristoratori si lamentano che non trovano camerieri, per capirci, per cui bisogna capire se lì è un tema legato all'attribuzione, al tipo di contratto proposto, agli orari proposti, però ecco, sono temi che vanno affrontati e che si collegano per certi versi anche con il discorso dell'immigrazione, nel senso che alcuni di questi lavori sostanzialmente le persone che arrivano qui sono disposte a farli, altri no, sono disposte perché accettano un livello di retribuzione diverso o perché è un tipo di lavoro che le altre persone non vogliono fare perché lo ritengono, non lo so, squalificante, ecco, non mi veniva il termine. Però ecco, sono temi di cui bisognerebbe parlare in maniera un po' laica, ecco, se vogliamo uscire da divisioni o da posizioni di parte. Mentre spesso alla fine nel dibattito politico quello che emerge sono tu sei pro, tu sei contro. Io credo che vada fatto un discorso un po' più articolato, senza paura anche che ci sia una discussione accesa, ma per arrivare a delle risposte che non possono essere semplici, magari come la gente si aspetterebbe. Ecco. Chiaro. Sentiamo ancora una telefonata, ci stiamo avviando verso la chiusura di questa mattinata. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Nico e sono uno chef di cucina. Ho appena sentito il vostro intervento riguardo la ristorazione. Il problema della ristorazione non è solo in città, ma è a livello nazionale. Sì. Quanto riguarda la vera grossa problematica è la mancanza totale da parte dei ristoratori dei contratti nazionali del lavoro. Si pretende di fare contratti di 4 ore e far lavorare le persone 12-13 ore al giorno, stipendi da 1.000, 1.200, 1.300 in busta, tutto il resto pretendono di pagarlo fuori. Se hai una malattia, stai male, ti prendono e ti licenziano e ti lasciano a casa. Quindi il problema reale è proprio la gestione della ristorazione, la gestione comunque del personale. All'estero come funziona? Ci sono 2 servizi, ci sono 2 batterie di cucina. Io non posso entrare alle 8 della mattina e uscire all'1 di notte e prendere 1.800 euro al mese e poi alla mia famiglia manca tutto quello che serve. Questa è la problematica della ristorazione, la problematica del turismo, mancati controlli da parte degli organi competenti. Tutto lì, senza dopo entrare in merito di salute, sanità, rispetto delle regole dell'HCCP e tutto quello che va dietro, totalmente inesistenti. Qui io purtroppo in questa città è 2 anni che ci sono e le situazioni sono tutte quante disperate. I ristoratori, i triestini si dovrebbero fare un esame di coscienza e dire: mi posso permettere un ristorante? Perché un ristorante costa più di 200.000 euro all'anno, tra merce, contributi, tasse, tutto quello che va dietro. Ci sono persone che non se lo possono permettere, tutto lì. Ma quindi lei mi conferma che c'è un problema di contratto nazionale? C'è una totale mancanza di rispetto dei contratti nazionali. Ma perché ci sono e non vengono rispettati o non ci sono oppure non sono stati rinnovati? No, o è come dico io o io sto senza il cameriere. Ah, ok. Poi quando ti assumono diventi un servo. Ho capito. Allora è tutto dovuto. Ho capito. Quindi non c'è il rispetto del contratto? No, non c'è il rispetto neanche della persona. Sì, no, quello va bene. Soprattutto della persona. La persona è uno strumento da sfruttare. E allora quindi questo cosa porta? Porta all'allontanamento dei professionisti della ristorazione italiana. Certo. E quindi ci porta ad andare all'estero. Sono rientrato dalla Germania e la situazione in Germania, ok, che la Germania ha tutto quello che vogliamo dire, ma non è quel rosa e fiori che andiamo a raccontare. Anche lì ci sono situazioni veramente gravose. Però se non altro i contratti nazionali del lavoro vengono non rispettati di più, perché là c'è il carcere. Sì, quindi certo. bisogna cominciare a mettere in testa a tutti i datori di lavoro. Io sono un ex partita IVA e i miei dipendenti non hanno fatto mancare mai neanche un centesimo piuttosto di non mangiare.
Invece qui si preferisce andare alle Bahamas con i soldi dei dipendenti, si preferisce non versare i contributi e quindi quando non ne hai e quindi ti trovi con la minima, sotto della minima, come andiamo avanti? Ho capito. E allora noi dei professionisti del settore facciamo altro, andiamo a fare altri lavori. Quindi queste persone si troveranno senza camerieri, senza cuochi e tutto quello che va dietro. Chiaro. Questo è il mio intervento Grazie, da professionista e da tecnico della ristorazione. E la ringrazio per questo, perché ci serve avere la voce di chi... Assolutamente, bisogna cominciare a denunciare molti fatti. Di chi lavora sul campo. Sono troppi fatti che non vanno bene, ma la problematica di base è la cultura del popolo. Perché se cambiamo la nostra cultura e cominciamo a essere esseri umani, quello che significa realmente il termine, quindi rispetto del prossimo, rispetto della persona, rispetto della famiglia, forse la società migliorerà. Molte grazie. Grazie a lei, grazie per essere stato prezioso nella sua testimonianza. Barbo, dobbiamo chiudere, però insomma rimarco questa importante sottolineatura che ha fatto la persona che è intervenuta. Sì, assolutamente, cioè, ripeto, io non è una situazione che conosco nel dettaglio, però diciamo che dalle persone con cui mi confronto mi arrivano una molteplicità di situazioni, anche situazioni invece di assoluto rispetto del contratto, certo, non si fa di tutti quanti che invece colpevoli. Mi segnalano come ci sia scarsa disponibilità magari a fare l'orario serale, a lavorare il sabato e la domenica, però ovviamente quello è il lavoro. Quello è. Bene, noi chiudiamo qui, ringrazio Giovanni Barbo che è stato con noi questa mattina, una buona giornata, un buon lavoro e buone ferie quando arriveranno. Grazie. Ci fermiamo per quanto riguarda Sveglia Trieste, arrivederci a tutti, una buona giornata. Buongiorno a tutti.